Amici di Telepiù, appassionati di calcio, un saluto da Fabio Caressa e un affettuoso saluto da José Altafini. L'Inter in casa, 4 vittorie, 2 sconfitte, nessun pareggio. La Roma fuori non ha mai vinto, 4 pareggi e 2 sconfitte in campionato. Non vince in trasferta dal 5 aprile del 1998, 28esima giornata dello scorso anno, 1-0 a Bergamo con l'Atalanta. La Roma con 27 gol, il primo attacco fuori casa, però c'è chi ha fatto meglio. L'Inter in casa la peggior difesa con Vicenza e Perugia. Subito la formazione della Roma che non può disporre di Aldair. Al suo posto gioca Candelà che sarà centrale, Dal Moro invece andrà a sinistra, e poi per il resto invece solo conferme ce l'ha fatta Cafù nel provino pre-partita, al contrario del suo compagno Aldair, assente anche lo scorso anno perché è impegnato con la nazionale proprio nella sfida qui a Milano contro l'Inter, che la Roma perse per 3-0. Inquadrata anche ora la formazione dell'Inter che gioca con Pagliuca e poi tutta la difesa schierata con conferme. Silvestro giocherà un po' più alto sul centrocampo naturalmente a 4+1 perché Silvestre accompagna sulla sinistra, Djorkaeff è alle spalle di Ronaldo. È tutto pronto dunque per questa partita che sarà importantissima per il destino in campionato di queste due squadre. Lo scorso anno finì male per la Roma, 3-0 con grandi assenze in difesa, una difesa di emergenza un po' come quella di questa sera, ma era un'altra Roma. Questa è una Roma con grande convinzione, così come l'Inter cerca di ritrovare fiducia in se stessa per poi andare avanti il più possibile in campionato. La prima palla è per Chimenti che apre subito per Cafù e bisognerà anche osservare le condizioni di forma del giocatore brasiliano che in genere spinge molto a destra. Inizierà probabilmente un po' prudente visti i suoi problemi muscolari. Il pallone in avanti è per Del Vecchio. C'è stato però un intervento del direttore di gara perché il pallone era uscito in fallo laterale, rimessa in gioco affidata a Silvestri, primo piano per Damiano Tommasi, il primo obiettore di coscienza a giocare in nazionale. Eccolo il suo colpo di testa, poi Di Biagio con il tacco, Paolo Sergio verso Del Vecchio, ancora Paolo Sergio, subito dentro per Di Biagio che cerca lo spazio, è in copertura Silvestri, il pallone tagliato, dall'altra parte è arrivato in chiusura Colonnese, poi sbaglia Silvestri, la pressione di Paolo Sergio da quella parte, in grande difficoltà Silvestri che si porta il pallone in calcio d'angolo. Roma subito aggressiva, José, in questi primi istanti. Sì, ha fatto un attacco sulla destra dove predilige moltissimo a affiancare molto Cafù. È stato molto interessante questo avvio di partita perché c'è molta movimentazione da parte dei giallorossi e qui c'è questo primo calcio d'angolo che già favorisce la Roma. Non aveva capito Cafù che pensava una rimessa laterale, ma Silvestri ha portato il pallone oltre al fondo, gran movimento come al solito in area di rigore, pallone tagliato e messo fuori da Bergomi. Sale Tommasi, secondo tentativo, era uscita male la difesa dell'Inter, non c'era nessuno della Roma in posizione di offside, insiste Cafù, Roma che parte decisa, Petruzzi in profondità, cerca Di Francesco, vuole far girare, trova ancora l'appoggio di Cafù, grande movimento degli attaccanti, ha tagliato dentro Totti, naturalmente cercano di disorientare con grande movimento gli attaccanti della Roma la difesa uomo dell'Inter. È arrivato in chiusura Silvestre, ancora una rimessa laterale, Roma che rimane costantemente nella tre quarti offensiva. Cafù con le mani, Tommasi fa girare per Di Biagio, cerca la verticalizzazione, trova l'opposizione invece di Simeone, prova a spingere il contropiede Winter, arriva Sanetti in appoggio a destra, palla per lui, sale l'Inter, si distende ancora con Winter sulla fascia destra, preso in controtempo il centrocampo della Roma, ancora Winter, traversone sul secondo palo, è andato giù da solo Ronaldo, inciampato in una zolla del terreno. E allora la Roma si è partiti velocissimi, prova Paolo Sergio, chiuso, Coé, prova a spingere, sale la Roma, la chiusura è di Dal Moro, Paolo Sergio, dalla parte opposta c'è Del Vecchio largo, pallone per Di Francesco che accompagnava, arriva anche Dal Moro, Di Francesco cerca per il Del Vecchio, era in posizione regolare, prima palla gol per la Roma, 2 minuti e 37. Assolutamente non era fuori gioco, molto bene inserito Del Vecchio, 2 azioni di contropiede da parte della Roma, prima dell'Inter che quando è mancato, e qui vediamo il colpo di Del Vecchio, si è tuffato, ha preso troppo sotto il pallone, una grande occasione, ma se Buongiorno si vede dal mattino, amici, abbiamo visto già che ci sono le premesse per una grande partita. Ottimo inizio della Roma, ora in chiusura con Candelà che sta giocando difensore centrale in sostituzione di Aldair. Totti spinto da Colonnese, c'è stata polemica anche lo scorso anno, forse la ricorderete, tra i due. Totti urtò Colonnese, fu espulso per quel gesto. Colonnese, a detta di Totti, fece molta scena, ci furono polemiche roventi poi nei giorni a seguire. Questo è il fallo che ha permesso all'Inter di battere un calcio di punizione. Winter, Colonnese,
fa girare palla, prova ad arrivare Tommasi, Silvestre, Simeone, va dentro Simeone, posizione regolare di Winter, è salita male la Roma, prova ad andare Winter, 3 giocatori in appoggio, Winter, Chiminti con il corpo. La Roma gioca alta, gioca molto alta con la difesa, José. Sì, Candelà ha tenuto fuori in posizione buona, vedete c'erano 2 giocatori, anche Cafu dalla destra ha tenuto in posizione regolare i giocatori dell'Inter. Come ho detto, già pochi minuti ma già occasioni bellissime per le 2 squadre. Totti porta fuori zona colonnese, grande movimento degli attaccanti della Roma, un po' in difficoltà la difesa dell'Inter. Di Francesco, 1 contro 1, arriva Dal Moro in sovrapposizione, chiuso però Di Francesco da Zanetti, rimessa laterale. Le marcature, Galante su Del Vecchio, Silvestre su Paolo Sergio uomo e naturalmente Colonnese su Totti che ora va via in area di rigore, mette al centro, prova Del Vecchio. C'è un contrasto, la palla in calcio d'angolo, seconda opportunità per la Roma, Galante si è difeso. Sì, Galante non ha dato la possibilità di Del Vecchio di anticiparlo, ma l'azione è molto bella, vedete che saltano tutti e 2 insieme, Del Vecchio tocca il pallone con la testa ma tocca anche Galante e impedisce il pallone di andare in porta. 4 minuti e 42, inizio sprombattuto. Calcio d'angolo ancora per la Roma, a battere va sempre Totti, palla tagliata, Pagliuca la chiama e la fa sua. Settimana importante anche per Pagliuca, convocato dal resto del mondo. Possiamo dire, Fabio, che l'ex si è presentato 2 volte davanti alla porta, che in questo caso è Del Vecchio, perché c'è la tradizione, è una regola purtroppo che gli ex devono sempre segnare, purtroppo naturalmente per la squadra che subisce. Ecco Totti, prova a girarsi, 1 contro 1, porta a spasso Colonnese, buono il corridoio, ha chiuso però bene Bergomi che ripropone subito in avanti. C'è Djorkaeff, in anticipo Cafu, prova ad andare però Djorkaeff, 1 contro 1. Va a chiudere Petruzzi, Djorkaeff rientra, cerca dentro un suggerimento, il tocco Chimenti, protesta Simeone, dalla parte opposta un fuorigioco, che inizio José! Incredibile partita, spettacolare amici, speriamo che ci tenga almeno per un 70 minuti perché è una partita veramente straordinaria come velocità, come aggressività, naturalmente regolare. Vediamo l'azione qua, c'è Simeone lanciato molto bene da Djorkaeff, reclama un rigore che secondo me non c'era, vedete è una spinta o un trattenimento, una pizzicata della maglia che però, è naturale nel gioco del campo. Come diciamo sempre José, poi a casa ognuno può decidere. Sì, Pagliuca, pallone in profondità, sale Petruzzi, tocca di testa, arriva Dal Moro, ecco Totti, ricomincia da Dal Moro, buono il suggerimento per Di Francesco che va, la chiusura di Bergomi in bello stile sull'aggressione di Di Francesco, porta palla a Bergomi, poi rilancia per Ronaldo, fa la sponda, Simeone, chiuso da Paolo Sergio che torna molto centrale. Ora manca l'uomo naturalmente a destra, allora la Roma ci pensa su, sbaglia però Di Biagio. Il tocco di Coé, Zanetti ancora per Coé, squadre lunghe, Djorkaeff prova a spingere, dentro per Ronaldo, Simeone accompagna Winter a destra, non è seguito da nessuno, allora può andare da solo. Ancora Winter, quasi zona tiro, dentro per Simeone che prova il destro, conclusione interessante, alta sopra la traversa, le squadre giocano e come? Io penso che in questa, e vediamo qual è il passaggio di Djorkaeff prima quando è entrato Simeone, è stato pizzicato con la mano, però amici non si può naturalmente pretendere un rigore di questo genere perché i giocatori si toccano quando non è proprio evidente come non lo era. È chiaro che l'arbitro non può dare il rigore. Comunque una partita brillantissima, movimentatissima, pochi sbagli, molta movimentazione in campo, ma anche molto bene collocate in campo le squadre. Ha dei problemi sulla marcatura di Paolo Sergio Silvestre, chissà che Lucescu non tenti di cambiare qualcosa perché quando Paolo Sergio va a centrale Silvestre non lo segue, poi Silvestre si trova in difficoltà sulla pressione degli avversari. Giorgio Borrà da bordo campo vicino alla panchina dell'Inter, cosa chiede Lucescu? Lucescu segue la partita costantemente in piedi, non ha battuto ciglio sull'intervento su Simeone a differenza della panchina che è saltata in piedi subito il quarto uomo, è venuto a richiamare soprattutto il dottor Volpi. Gli piace la circolazione di palla dell'Inter, un po' meno, qualche difficoltà sulle ripartenze ma soprattutto i ripiegamenti in copertura non lo soddisfano, vede qualche uomo fuori posizione, in particolare ha richiamato qualche volta Djorkaeff. Palla tagliata verso Del Vecchio, arriva con una mano Pagliuca, ha protestato Del Vecchio per una spinta e sono toccati ancora in area di rigore, però tutti e due hanno spinto, sia Del Vecchio sia Galante. Prova ad andare allora Zanetti, spinge sulla destra, c'è Dal Moro, saltato in velocità, prova ad andare ancora Zanetti, Dal Moro torna su di lui, c'è un contatto, rimessa dal fondo.
il pubblico naturalmente reclama un fallo, ma secondo me c'è stato forse un tocco. Dal Moro sul pallone, Zanetti che eccolo qui, guardate Dal Moro, arriva sul pallone, l'ultimo a toccare Zanetti, buona chiamata del guardaline Babini. È stato molto bravo tutti e due, sia aiutante dell'arbitro che l'arbitro. Il rinvio di Chimenti. Sale Galante, ostacolato da Silvestre che mi sembra abbastanza fuori posizione. Paolo Sergio trova Del Vecchio, posizione regolare, lo teneva in gioco Bergomi. Va Del Vecchio, vuole il suo sinistro, rientra, Silvestre lo ferma ma con un fallo, calcio di punizione per la Roma. 9 minuti, 5 secondi. Bergomi reclama. Lucescu è un po' teso in panchina, calcio di punizione affidato a Cafù. In area tutti i saltatori. Cafù, secondo palo, cerca Totti, trova Colonnese di nuovo in calcio d'angolo. Totti va a battere già da quella parte. Se tu accennavi prima di Paolo Sergio parte dalla destra, però sposta molto sulla sinistra e parti anche da centrocampo, è praticamente un giocatore dovunque. Totti dentro, Pagliuca, anticipato Del Vecchio che cercava di sfondare centralmente. Eccolo qui Pagliuca, ancora la Roma che insiste però, alto traversone verso Del Vecchio, in affanno Coe, poi Paolo Sergio mette giù, lo attacca Silvestre che lo ferma in fallo laterale. Roma estremamente aggressiva, sembra quasi che Zeman voglia la Roma ancora più aggressiva davanti proprio perché sa che dietro potrebbe rischiare con una formazione quasi improvvisata. Prova Paolo Sergio ancora in mezzo a due uomini sul pallone Coe secondo l'arbitro. Allora l'apertura verso Djorkaeff che parte quasi da posizione centrocampista, inseguito da Tommasi. Djorkaeff chiuso poi anche da Cafù, rimessa laterale. Stefano De Grannis da bordo campo. Volevo appunto confermare quello che hai detto poco fa. Zeman ha chiesto di accorciare sempre, di fare gran pressing sui difensori. Ogni volta che i difensori dell'Inter prendono palla lui dice accorciamoli, andiamo, evidentemente per non farli respirare, proprio per la ragione che dicevi tu. Ci ha dato una chicca nel prepartita, Zeman ha detto non è tanto importante come si marca Ronaldo, è importante chiudere a centrocampo perché l'importante è non far arrivare palla a Ronaldo, come adesso, prova Totti, è da solo, Totti ancora si accentra, attenzione al suo destro, ha ribattuto Bergomi, poi Paolo Sergio spinto da Coe, calcio di punizione, Roma convincente. Beh, c'è stato due sbagli da parte della difesa dell'Inter, mentre c'è una confusione qui. E la Roma ha provato il suo schema preferito, calcio di punizione battuto in fretta. L'arbitro fa ripetere e poi ammonisce Bergomi. Sì, Bergomi già reclamava prima di un fallo che era stato segnalato dall'arbitro su Silvestre prima e adesso ha reclamato ancora e per un'altra volta l'arbitro lo sta richiamando, lo ha ammonito, anche se lui è capitano non può reclamare così con tanta veemenza. Dicevamo Roma convincente in questo avvio, Sì, Fabio, la Roma sta giocando veramente molto bene, sta aggredendo l'Inter, non sta lasciando prendere l'iniziativa, ma non è che l'Inter sta a guardare, perché l'Inter quando parte è abbastanza sicura di sé, determinata nei passaggi. Diverse soluzioni possibili per la Roma, Totti lì non può andare a giro perché siamo troppo spostati sulla destra, potrebbe tentare Di Biagio. Beh, non dimentichiamo che la Roma fuori casa non ha vinto ancora in questo campionato e per questo forse è una delle ragioni che forse Zeman cerca la vittoria natalizia. Battotti cerca ugualmente la porta, poi il secondo tentativo ancora ribattuto, Cafù aggancia, posizione regolare, cerca il traversone tagliato verso il centro, mette fuori Colonnese, poi Tommasi dalla distanza, palla sul fondo. L'Inter si è resa pericolosa quando è riuscita a uscire dalla tre quarti, ma dà fastidio il pressing della Roma. Sì, io penso che l'Inter sta cercando una cosa che non è ancora riuscita a fare, stanno cercando di fare uno scambio a centrocampo in modo, vediamo prima il cross di Cafù, quella è una condizione difficile, è riuscito. Dicevo che l'Inter sta cercando di fare 1-2 a centrocampo per tagliare fuori la difesa della Roma, perché è abbastanza in linea e cerca il fuorigioco, e questo è molto importante per fare 1-2. Calcio di punizione, lo sguardo di Zeman, il fallo è stato commesso da Tommasi che si è appoggiato sulle spalle di Diego Pablo Simeone, già battuto il calcio di punizione, c'è Bergomi che spinge, cerca Zanetti sulla destra, Colonnese in verticale, Winter, Zanetti, 1 contro 1 di Zanetti, lo ferma Di Biagio, prova a ripartire subito, Totti viene centrale, Totti gioca quasi alle spalle di Del Vecchio e Paolo Sergio cerca molto spazio anche lui
allargandosi, questo mette in difficoltà la difesa uomo dell'Inter. Buono però questo anticipo di Silvestri, prova ad andare Silvestri dentro per Ronaldo, posizione regolare, va Ronaldo, è quasi in area di rigore, arranca la Roma in copertura, c'è però una buona chiusura di Candelà, Petruzzi era in ritardo. Ora Totti. Si sono messe male sia Simeone che Djorkaeff perché si sono messe troppo vicino l'uno con l'altro. Ronaldo ha cercato di passare la palla dalla sinistra a destra, non è stato egoista perché da quella posizione poteva anche tentare un tiro, ma il suo piede sinistro non è naturalmente come il destro. La Roma prova ad accorciare la squadra, l'Inter invece prova ad allungarla per poi dare palla in profondità. L'anticipo di Petruzzi su Paolo Sergio, Petruzzi ha dichiarato in settimana, l'anticipo di Petruzzi su Ronaldo, Petruzzi ha dichiarato in settimana: bisogna cercare sempre di anticipare l'attaccante dell'Inter, altrimenti sono dolori. Inquadrato ancora Lucescu, rimessa laterale per la Roma con Cafù, dentro per Paolo Sergio, prova a servire Totti, mette giù Totti al limite dell'area di rigore, il pallone passa dal vecchio, Pagliuca! Incredibile azione, straordinaria giocata di Totti, di Totti, effettivamente lui è riuscito a mettere Del Vecchio in condizione di tiro con un passaggio difficilissimo, cadendo ha toccato il pallone, ha smarcato Del Vecchio per il tiro, e Del Vecchio col piede destro anche lui non è che sia molto forte. Cafù, palla tagliata, ancora Del Vecchio, poi Totti, c'è rimessa dal fondo, forse proprio Totti ha sfiorato per ultimo, Del Vecchio protesta, secondo lui c'è stata una trattenuta. 15 minuti bellissimi. Eccolo qua il colpo di testa di Del Vecchio e ha toccato ancora una volta Galante, credo che sicuramente poteva essere calcio d'angolo. L'unico dubbio è che il pallone abbia poi sfiorato Totti prima di uscire. Pallone profondo di Pagliuca, colpo di testa di Tommasi in anticipo su Simeone. Del Vecchio vuole far girare, arriva Tommasi in appoggio, ancora un errore della difesa dell'Inter, palla per Paolo Sergio che va allargandosi, Bergomi, poi Winter, Di Biagio vuole ricominciare da capo, Candelà subito dentro, ancora Totti, lo segue Colonnese che lo ferma, in verticale il suggerimento di Colonnese, arriva Chimenti, Roma arrembante e Inter chiusa nella tre quarti. È una partita che, amici miei, mancano solo i gol e noi cosa aspettiamo? Aspettiamo Totti che siano gol. gira dentro per Di Francesco, arriva in chiusura ancora Bergomi, rimessa laterale per la Roma con le mani di Francesco, ancora per Totti, sempre Di Francesco al centro come al solito Del Vecchio, palla che filtra ma arriva comoda tra le braccia di Pagliuca. Lucescu continua a urlare chiudi il buco, intende a centrocampo, lo fa Simeone in anticipo su Tommasi, buona opportunità ora, 3 contro 3, palla dentro per Djorkaeff in area di rigore, prova a liberarsi, destro sul fondo. Splendido tiro di Djorkaeff, ma si è allargato troppo, si è aperto troppo, vedete che è proprio nella punta quasi dell'area grande, ma è scalato un tiro veramente straordinario. Non credo che poteva sorprendere Chimenti. L'azione di Simeone è molto bella, vedete ancora di un'altra angolazione, tiro perfetto, eccolo qua. E palla sul fondo. Certo che spesso non riesce a uscire, ma quando esce l'Inter si rende sempre pericoloso. Sì, perché fa molta velocità e la difesa della Roma, noi abbiamo visto anche la partita col Parma settimana scorsa, faceva molto fuori gioco. Palla dentro, la chiusura di Silvestre in anticipo su Del Vecchio, poi Simeone a centrocampo, Silvestre ancora, anticipo secchio di Petruzzi che sta interpretando come nelle dichiarazioni della vigilia la partita su Ronaldo. Poi va Paolo Sergio, 1 contro 1, il raddoppio, prova a saltare Silvestre, Coé arriva insieme a Galante, Galante vince il duello di forza, poi Silvestre sbaglia e alla fine è lui a mettere in fallo laterale, forse tocca a Tommasi per ultimo, ma l'arbitro ha visto, è stato categorico Capovilla, la rimessa laterale per la Roma di Cafù per Di Biagio, Cafù ancora, ecco il traversone tagliato, Pagliuca in anticipo su Del Vecchio, centrale per Djorkaeff, non c'è un attimo di respiro, l'apertura è per Ronaldo che prova ad andare in una zona del campo abbastanza libera a sinistra, vuole il taglio, salta Petruzzi che lo mette giù, calcio di punizione, prima ammonizione per la Roma, ammonizione per Petruzzi, Ronaldo palla al piede, imprendibile. Sì, effettivamente si vede la difficoltà che ha il difensore quando Ronaldo parte, si mette un pochettino di fianco per non prendere la velocità, per non perdere la velocità contro Ronaldo, e lì è chiaro che quando lo dribbla vedete come si mette un po' di fianco, ma vedete la velocità di Ronaldo, ha toccato il ginocchio e non c'è stato un spettatore di San Siro che non si sia alzato per reclamare. Eccolo qua, ancora una volta. Il fallo di Petruzzi che va a cercare le gambe dell'avversario, Ronaldo va giù, calcio di punizione e ammonizione direi inequivocabili. Ronaldo però ha qualche problema.
si è toccato il ginocchio. Lui ha sempre problemi a quel ginocchio, anche all'inizio della gara, tra l'altro tocca il ginocchio destro Ronaldo, mentre è stato toccato sul sinistro, quindi un vecchio ginocchio. Calcio di punizione per Djorkaeff, Inter momentaneamente in 10, c'è già movimento sulla panchina. Sono punizioni pericolose, state attenti. Djorkaeff, palla dentro, Simeone, Chimenti in calcio d'angolo. Ho detto, sono pericolose queste punizioni, sono diventate quasi mezzo gol, e avete visto perché può toccare anche un difensore. Ronaldo rientra in campo per la gioia dei tifosi. Hanno esultato i tifosi dell'Inter quasi fosse un gol. Prende palla subito Ronaldo, cerca la conclusione a giro, quasi un gesto di rabbia, forse palla sul fondo. Giorgio Porra, quanta preoccupazione sulla panchina al momento dello stop momentaneo di Ronaldo. Appena caduto Lucescu ha detto a Zamorano di scaldarsi, Zamorano che poi si è riaccomodato tranquillamente, ma Lucescu è preoccupato di questa continua aggressione offensiva della Roma e dice ai suoi di tenere alta la linea di difesa, la linea del centrocampo. Ce l'ha un po' con Galante che in alcune occasioni lavora male d'anticipo, e con Djorkaeff che continua a sbagliare la posizione, a pestarsi i piedi ogni tanto con Ronaldo. Parte Simeone, buona opportunità, ancora Simeone, salta un uomo, poi chiude però la difesa della Roma, di forza, Candelà, fallo di Simeone, calcio di punizione. Vorrei sentire da Stefano De Grandis se Zeman dà delle indicazioni diverse rispetto ai primi minuti. No, adesso è semplicemente un po' preoccupato. All'inizio ovviamente puntava molto sul lancio in verticale, in profondità, servire prima possibile le punte. Adesso un po' perplesso perché anche l'Inter si sta facendo vedere in contropiede. Galante, male, Paolo Sergio, limite dell'area di rigore, non trova il tempo per lo stop e la battuta. Poi Cafù, scontro violentissimo con Simeone, vanno tutti e due a terra. Simeone si rotola, Cafù ha cercato il pallone, poi Simeone accenna una reazione. Furibondo Simeone. Ecco, c'è un'altra cosa da segnalare. Ronaldo sta zoppicando e ha tirato il calzettone destro sopra il ginocchio. Se noi possiamo inquadrarlo poi lo facciamo vedere. Ha tirato il calzettone della gamba destra sopra. C'è stata una reazione, adesso c'è Simeone fuori campo. Simeone finito a terra, si è scontrato con Cafù. Tutti e due sono intervenuti in maniera decisa. Ha avuto la peggio il giocatore dell'Inter. Inter che ora riprova con Coé. Galante sbaglia il tocco per Silvestre, non è pronto Paolo Sergio. Buono poi il lavoro di Silvestre. Ronaldo, Galante, palla dentro ancora per Silvestre. Silvestre aggredito da Paolo Sergio, riesce a passare. Coé aggredito da Totti, fa girare palla l'Inter. Tanto a terra c'è ancora Simeone, molto dolorante. Stefano De Grandis. Guarda, ha un buco sulla caviglia destra al di sotto del parastinco, gli fa molto male, esce sangue, stanno cercando di tamponare, non so se poi nell'intervallo ha bisogno di qualche punto di sutura. È ancora a terra infatti Simeone. Di Francesco intanto, perché la Roma ha riconquistato palla. Va Del Vecchio, dentro ancora per Di Francesco, arriva la chiusura di Bergomi che si sta dannando a coprire i buchi anche della sua difesa. L'Inter all'indietro. Zanetti. Beh, l'Inter ha capito, Fabio, che deve giocare velocissimamente la palla di prima, perché come dicevi prima anche tutta la Roma ritorna indietro tranne Del Vecchio per chiudere tutti gli spazi. Ecco, vedete l'operazione del massaggiatore del medico che sta tamponando la ferita di Simeone. Volevo dire che è molto importante quello che sta facendo l'Inter, cioè cercando di velocizzare il gioco a centrocampo. 23 minuti, come vedete in alto a destra, 0-0. Ecco il replay dell'intervento. In effetti interviene duro Cafù, interviene alla brasiliana per così dire. Intervento duro, Simeone sta per rientrare ma zoppica vistosamente. L'Inter ancora in 10, Battomasi sulla fascia destra, prova a mettere dentro, l'idea era buona per Paolo Sergio, interviene Coé e mette in fallo laterale, rimessa in gioco ancora per la Roma. Cafù, è rientrato Simeone ma zoppica, ancora Cafù, cerca spazio. Coé lo chiude con decisione, sarà di nuovo rimessa laterale per la Roma. Attenzione ai prossimi minuti di Simeone perché lui in genere ha una reazione. Sì, non è uno tenero. Cafù va in chiusura Djorkaeff, protegge il pallone, Cafù commette fallo, buon lavoro di Djorkaeff, calcio di punizione per l'Inter. Si è intestardito 2 o 3 volte Cafù a voler passare di forza sulla destra quando aveva Tomasi completamente solo che poteva andare a linea di fondo a crossare. Ci ha sconfessato Simeone, meno male, gesto d'intesa con Cafù, i due si sono spiegati, tutto bene. Meno male, così va meglio. Va Silvestre, palla in profondità, lo stop di Petruzzi. Cerca il rilancio, Petruzzi trova Paolo Sergio che mette giù, forse con un braccio, così dice l'arbitro, calcio di punizione per l'Inter. 24 minuti nel corso del primo tempo, partita
che era iniziata velocissima. Adesso l'Inter ha ritrovato un po' di dimensione a centrocampo, ci sono diversi scontri. Questo è un altro fallo di Totti, calcio di punizione. La Roma naturalmente accentua il pressing. Zanetti completamente solo sulla destra, nessuno lo vede, perché la Roma accorcia naturalmente sulla palla come tutte le squadre a zona. Di testa Candelà, poi il tocco maldestro di Colonnese, prova ad andare Del Vecchio, il recupero di Winter in velocità, Winter bene per Galante. Lucescu vuole possesso palla dalla sua squadra e vuole che i difensori anche partecipino all'azione. Non sono abituati però i centrali dell'Inter, ogni tanto fanno fatica. Ronaldo, calzettone sopra il ginocchio, prova ad andare, Ronaldo salta un uomo, prova ad andare su Petruzzi che rischia, Ronaldo ancora in area di rigore, Ronaldo travolgente sul fondo. Ha ignorato completamente Djorkaeff sulla sinistra, ha fatto l'azione, lì è andata bene perché il pallone è rimasto ancora sul piedi e poi ha tirato. Vediamo l'azione, eccolo qua che va via, c'è Djorkaeff che si sbaglia, bastava passare in profondità la palla a Djorkaeff che non era in fuorigioco. Ronaldo insiste, vedete, poi porta sul sinistro ma non ha la certezza, la tranquillità del piede destro. Prova ancora la Roma, ma quando parte Ronaldo, Petruzzi già 2 volte è andato in difficoltà. Simeone lo chiude Di Francesco, interviene sull'uomo, calcio di punizione, 25 minuti, 0-0, occasioni da una parte e dall'altra. Partita ora equilibrata dopo un inizio travolgente della squadra di Zeman. Ora c'è qualche momento di pausa. Giorgio Porrà da bordo campo? C'è sempre qualche problema legato alle condizioni di Simeone, infatti il medico Volpi, tornando verso la panchina, ha detto a Lucescu è meglio che faccia scaldare qualche uomo perché non so quanto possa durare. In effetti adesso sta per muoversi Baggio dalla panchina. Baggio per Simeone vuol dire che l'Inter cambia radicalmente anche la maniera di giocare, perché richiama Djorkaeff a centrocampo, mette Baggio seconda punta e quindi sbilancia un pochino la squadra. Sì, torna un po' più indietro Djorkaeff, ma Djorkaeff sta giocando invece leggermente avanzato con Ronaldo, adesso si è spostato sulla destra, forse è un tentativo di fare qualcosa di più, però bisogna stare molto attento perché la Roma con un uomo in più è molto più pericolosa. Cafu vuole andare lui, Silvestre segue Tommasi e quindi lascia spazio all'iniziativa del brasiliano, dentro per Tommasi, posizione regolare, non un buon aggancio di Tommasi che poi perde palla, allora arriva a Coe, dentro per Simeone, ha difficoltà a correre. Simeone in grande difficoltà sulla corsa. Zanetti apre per Winter, va in chiusura dal Moro da quella parte, Winter cerca il traversone sul secondo palo, Petruzzi in chiusura, Tommasi alla cieca e palla in fallo laterale. Tutte e due le squadre vanno un po' in crisi quando aggredite. Sì, effettivamente è una cosa strana, tutte le due difese hanno difficoltà perché a parte che giocano molto bene, tengono il possesso di palla, sono molto precise nel passaggio e sono anche abbastanza libere, quello è il problema. Ecco Baggio che sta ricevendo le istruzioni. Rimessa in gioco intanto per la Roma, sta per andare Cafu con le mani, cerca Del Vecchio, spinta di Galante ai danni di Del Vecchio, anzi no, spinta di Del Vecchio ai danni di Galante, calcio di punizione per l'Inter. Ecco, questo è un fatto che quando un giocatore applaude l'arbitro, ma positivamente, Galante ha applaudito l'arbitro. Cosa urla Lucescu? Giorgio Porrà lo vedo arrabbiatissimo. Ma prima ce l'aveva con l'arbitro, non è molto contento del metro il direttore di gara in questa via di partita. È pronto Pagliuca con i piedi, la palla è rientrata nella sua zona, ha cercato subito Bergomi, Galante, Pagliuca è costretto al rinvio lungo, va Tommasi, poi l'aggancio di Di Francesco che non passa, allora dal Moro. Però devo dire che non mi sembra assolutamente che Simeone stia zoppicando. Di Francesco, 1 contro 1, salta l'avversario, ancora Di Francesco, Galante gli lascia molto spazio, ecco il traversone, cercava Totti, trova la copertura di Colonnese che era andato dalla parte opposta, varco per Simeone, Simeone prova con il sinistro, ha difficoltà a calciare. Sì, si vede. Poi però riconquista palla Winter su Del Moro, allora Ronaldo, 1 contro 1, Ronaldo prova ad allargare, Djorkaeff, calcio d'angolo. Ronaldo ha voluto fare un numero, è sbagliato e la palla è andato ancora a Djorkaeff che ha tirato il volo ma non ha ottenuto neanche un calcio d'angolo. Vedete che sbaglia il dribbling? Insomma, si era allungata un po' troppo. Ecco Djorkaeff che chiude e non era fuori gioco. No, infatti l'arbitro poi ci ha ripensato, pallone per Bergomi, palla che arriva dalle parti di Totti, gliela porta via Paolo Sergio, Totti si era già coordinato per la battuta, Paolo Sergio poi si è scontrato con Silvestre,
palla in fallo laterale, Silvestre a terra. Bergomi sta reclamando con i suoi difensori, si è arrabbiato con il Colonnese perché mi pare che c'è stata troppa libertà lì in quel momento. Vedete Silvestre che si frappone tra giocatore e pallone, non commette fallo, però va addosso Paolo Sergio. Si è seduto sopra la sua caviglia. Paolo Sergio aveva tolto per inserirsi la palla a Totti, che aveva recuperato il passo per la battuta, e Totti ha nel tiro dai 16 metri una delle armi più importanti forse. Si rialza Michael Silvestre. Totti chiede chi abbia buttato fuori il pallone. Stefano De Grandis intanto. Zeman ha dato ancora indicazione alla sua squadra che mi sembra si sia allungata un pochino negli ultimi minuti. Sì, si è allungata un po' dando spazio al contropiede, ha detto ovviamente di non allungarsi troppo, che la difesa sia più vicina al centrocampo, soprattutto che il centrocampo aiuti la difesa, e soprattutto di togliere quel metro di spazio a Ronaldo che può diventare letale. Abbiamo rivisto l'intervento precedente con il braccio di Silvestre trattenuto da quello di Paolo Sergio. Infatti nessuna protesta dei giocatori della Roma. Va a lungo Pagliuca, siamo alla mezz'ora. Djorkaeff lo attacca Tommasi, passa Djorkaeff dentro per Simeone, fa scorrere il pallone. Winter, grande libertà da quella parte, recupera Totti, commette fallo, calcio di punizione. Classico fallo tattico se vogliamo di Totti, che poi cerca ancora il pallone, non lo trova. Ronaldo gioca largo, soprattutto un po' arretrato per trovare palloni interessanti. Winter cerca il traversone per Coe che gira un po' la cieca, d'altronde non era facile controllare la palla, che si perde in fallo laterale. Ti devo dire, Fabio, che Ronaldo sta migliorando dall'anno scorso a quest'anno, si muove molto lateralmente, cosa che non faceva quasi mai, stava sempre statico sulla centro dell'area, anche se segna tanti gol, perché quando prende la palla è un'ira di Dio, però devo dire che adesso si muove molto di più, e questo è il suo vantaggio, il vantaggio anche della squadra, perché ha possibilità di trovare più alternative. Questo è un dato importante. Il possesso palla è parzialmente a vantaggio dell'Inter, perché l'Inter la fa girare di più e cerca di attaccare a largo, invece la Roma cerca subito la verticalizzazione per gli attaccanti, e poi naturalmente il pressing. Tommasi non passa, prova Cafù, trova Paolo Sergio, palla ancora per Cafù, buono il controllo, cerca un varco a destra, non è al meglio nello spunto da fermo. Cafù si vede. Si sta intestardendo a voler passare in velocità su Silvestre, che tra l'altro sta giocando molto bene Silvestre. Vede, il viaggio passa per Cafù, prova ad andare al traversone, Cafù cerca Totti, c'è la chiusura però di Colonnese, poi il pallone alto per Tommasi, palla colpita in zona Silvestre, ancora in profondità anche Silvestre. Petruzzi aggancia, salta bene Djorkaeff, ma mette il pallone in fallo laterale, rimessa in gioco ancora per Coe, con le mani per Simeone, continua a urlare Mircea Lucescu, corridoio centrale per Winter, c'è spazio, Di Francesco recupera, Winter quasi in zona tiro, allarga per Ronaldo, 1 contro 1 su Dalmoro, Ronaldo le sue finte, Ronaldo agganciato, anzi no, secondo l'arbitro, protesta al pubblico, possibilità di contropiede per la Roma, prova ad andare subito però Candelà che si sgancia dal centro, Candelà per linea interna, la palla sul destro, il suo piede migliore, ancora Candelà, 3 giocatori fuori gioco, in particolare 2, c'è Paolo Sergio e Del Vecchio. Ora la Roma è scoperta, c'è Di Biagio che è andato in copertura centrale, non c'è un attimo di sosta, non facciamo in tempo neanche a vedere il replay. Ora c'è calcio di punizione, aspettiamo di vedere il replay dell'azione precedente. Calcio di punizione per l'Inter, pronto a battere subito Winter. Ha riconquistato già palla la Roma però con Di Francesco, fasi convulse di gioco, prova ad andare Di Francesco, sulla sua verticale si fa vedere Del Vecchio, 1 contro 1 di Del Vecchio, centrale per Totti, accompagna Tommasi, Totti l'ha visto, Tommasi in area di rigore, 1 contro 1 anche per lui, il pallone filtra in area, Galante lo tocca, Pagliuca lo tocca con le mani, non era un retropassaggio ma solo un intervento involontario, e dunque Pagliuca è potuto intervenire. Poi il rinvio deciso ancora di Petruzzi, palla ancora in gioco, calcio di punizione, il fallo è di Biagio, grande nervosismo in campo e sugli spalti, inquadrato Colonnese. Quello che sta succedendo è questo, che ogni attacco che finisce, la squadra che ha subito l'attacco trova uno spazio di 30 metri per poter contrattaccare, e tutte e due le squadre hanno questa possibilità, 30 metri per avanzare, e succede spesso questo, non tornano tutti i giocatori, allora rimane un buco nel centrocampo e è quello dove agiscono con facilità i giocatori. Silvestre per Djorkaeff che perde il contrasto, allora Tommasi messo giù da Coe, calcio di punizione. Ecco il replay,
Va Ronaldo, un dribbling, 2 dribbling. No. In questi casi ognuno può giudicare da casa. Difficile da dire se Sì, c'è stato lui contatto o si era meno. liberato molto bene, però non si vede proprio l'aggancio dei piedi. Non so, noi dobbiamo dire quello che vediamo. Io non ho visto proprio un aggancio. Di Biagio, corridoio centrale per Totti che mette giù, dentro per Tommasi che ha tagliato bene, Silvestre però in copertura intelligente, poi ancora Silvestre sul pressing di Tommasi, il pallone filtra per Djorkaeff, si ricomincia da capo, Colonnese, Simeone, Coe, pallone forse uscito, così segna la guardaline, rimessa laterale, grandi proteste del pubblico tifoso dell'Inter, un altro replay. Si è toccato ginocchio, ma molto leggermente. Se c'è un contatto è molto leggero, sì. Molto leggero, Però in ginocchio. questi casi, ripeto, ognuno ha le immagini per giudicare. Di Biagio, Candelà, Paolo Sergio gioca molto fuori per portare fuori posizione Silvestre e far aggredire Tommasi. Brutto però l'errore di Biagio che favorisce Simeone. Si allarga Djorkaeff in posizione regolare, mette giù il pallone, dà il tempo a Dalmoro di recuperare, poi perde palla. Di Biagio all'indietro, c'è Chimenti che può giocare il pallone con i piedi. È una partita di straordinaria intensità, non ci sono difese attentissime né da una parte né dall'altra. La Roma ha deciso di giocarsela al massimo, l'Inter accetta naturalmente lo scontro anche perché gioca in casa, ne sta venendo fuori una partita divertentissima. Altro replay, forse il contatto, il tocco può esserci, però ribadisco, Sì, dai ginocchio, non ai piedi. ribadisco, credo che abbiamo dato replay a sufficienza perché ognuno si possa fare la sua idea, e poi spesso in questi casi ognuno ha la sua appunto idea. Ogni moviola dica quello che pensa, perché non è facile. Se un arbitro deve dire una cosa in un secondo, figurati noi che siamo a vedere. Paolo Sergio, attenzione al destro di Paolo Sergio, Pagliuca e poi il calcio d'angolo. Stefano De Grandis da bordo campo. Un pizzico di preoccupazione anche per Zema nel momento, ovviamente prima di questo tiro di rilassamento della Roma, ha chiesto a Di Biagio di giocare un pochino più arretrato e far giocare la squadra, e a Del Vecchio di aiutare in fase di copertura, quindi sul buco centrale. Totti dentro, si appoggia vistosamente Di Biagio, calcio di punizione per l'Inter. 37 minuti, 0-0 tra Inter e Roma, ma occasioni da una parte e dall'altra. L'ultima è capitata sui piedi di Paolo Sergio che vedete si è spostato a sinistra, ha portato completamente fuori zona Silvestre. Questa era una mossa prevedibile di Zeman con la marcatura uomo. Bergomi deve scalare in copertura, Paolo Sergio trova un pallone che rimbalza maligno davanti a Pagliuca, poi c'è stato il salvataggio su Del Vecchio che arrivava. Quadrato intanto Ronaldo che comunque ha già dimostrato che palla al piede è terrificante. Paolo Sergio ricomincia, Candelà cerca Del Vecchio, buon avvio di Del Vecchio, poi Colonnese, poi Galante gli ha preso le misure. Ora Dalmoro, Paolo Sergio cerca di liberarsi, il movimento di Totti, dentro ancora il pallone buono per Dalmoro, salva Pagliuca, Paolo Sergio 1-0. E amici, alla fine della licenza io tocco, e scusatemi se devo tirare fuori Cirano perché è un'azione veramente straordinaria. C'è forse stato un dubbio, la gente reclamava di un fuorigioco, ma nessuno dei giocatori dell'Inter reclama, perciò pensiamo che sia assolutamente regolare. Ecco l'azione molto bella, Totti di prima, Posizione regolare, Silvestre sì, teneva in gioco Dalmoro. sì, c'è stata poi l'uscita di Pagliuca coi piedi e Paolo Sergio, ecco quello che poteva essere, potevamo dire che l'uomo che poteva segnare, ma non dalla posizione che pensavamo, ma da altra parte del campo. Lasciami dire che il tocco di Totti è di una bellezza di prima, di sinistro a Sì, mettere il pallone dentro, straordinario. è una partita che merita dei gol perché due squadre stanno giocando veramente molto bene, con grande intensità, con grandi giocate. L'Inter che fa paura quando parte Ronaldo e la Roma fa paura quando partono veramente tutti i suoi giocatori. Le reazioni dalla panchina, cominciamo da Giorgio Borrada, a bordo campo vicino alla panchina dell'Inter. Assolutamente impietrito Lucescu, ma poi ha subito lanciato una serie di urlacci ai suoi per stimolarli a un'immediata reazione.
Stefano De Grandis vicino alla panchina di Zeman. Beh, grande entusiasmo, ovviamente, soddisfazione per un'azione di quelle che piacciono a Zeman in verticale con la finalizzazione di Paolo Sergio. Comunque nessun commento particolare. 39 minuti nel primo tempo, 1-0 per la Roma, la rete di Paolo Sergio che ha sbloccato il risultato in un primo tempo bellissimo. Va Totti, 1 contro 2 adesso perché ha raddoppiato Zanetti, pallone che ripassa da Dal Moro. Mantiene l'iniziativa la Roma, ora deve cercare di reagire l'Inter. Palla di Candelà, profondo il suggerimento, arriva Silvestri, poi Djorkaeff, lo attacca Paolo Sergio, è lì che dà fastidio la Roma, ha scelto Zeman e mi sembra una scelta precisa di aggredire i portatori di palla altissimi. Sì, effettivamente, ma l'Inter nonostante tutto riesce ancora a velocizzare la sua azione, ha lasciato Ronaldo solo davanti, attenzione con Zanetti, veramente la Roma da qualche minuto a questa parte, prima già del gol. Attenzione Del Vecchio, posizione regolare, c'è in copertura Bergomi, arriva tutta la difesa Del Vecchio, tiene un po' troppo palla, poi la allarga ancora per Paolo Sergio in area di rigore, dribbling di Paolo Sergio a sinistro, Pagliuca perde palla ritrova prima della linea e c'è carica di Del Vecchio, ancora un'incredibile opportunità. Che primo tempo, amici, è da cardiopalma questa partita, meno male che noi non tifiamo per nessuno, non è che voglio dire solo per quello, perché è veramente una partita da cardiopalma, una Roma spettacolare. E osservate il miracolo, Pagliuca appena qualche centimetro riesce a non fare entrare la palla, poi c'è stato il fallo Del Vecchio, è stato molto bravo Paolo Sergio però, in difficoltà di tiro. Guardate l'agglomerato di giocatori, Del Vecchio, Silvestri e Pagliuca che salva la sua propria porta dopo una parata un po' difficoltosa. È difficile perché il pallone era basso e rasoterra sul palo opposto. Non dimentichiamo che poi il terreno è molto bagnato, acquista velocità, il pallone diventa come una saponetta. Però pensavo peggio il terreno di gioco, è visto prima della gara, ha tenuto. Sì, abbiamo detto che poteva essere dopo 10 minuti un solo fango, invece il terreno sta tenendo molto bene. Palla dentro, lo stop di Totti, mette giù per Di Francesco, allarga ancora Di Francesco, il gioco della Roma, in copertura va Colonnese, è in grande difficoltà l'Inter quando la Roma inverte gli attaccanti. Il pallone ancora di Totti che vedete taglia poi dietro le due punte. Totti va in azione personale, perde palla a sostegno di Biagio che sta giocando davanti alla difesa, cerca di tagliare per Tommasi, la copertura di Silvestri, possibilità di contropiede per Djorkaeff, buona l'intuizione, Petruzzi poi sbaglia, il pallone è toccato ancora da Djorkaeff che insiste su Petruzzi che protegge il pallone, la rimessa laterale per la Roma. 41 minuti 3 secondi di un primo tempo fino adesso bellissimo, con palle gol da una parte e dall'altra. Ha sbloccato per adesso Paolo Sergio il risultato e la Roma ora sta cercando di mantenere costante l'aggressione. Va Tommasi dopo un errore di Coé, rientra Tommasi aggredito sempre dal francese, cerca un dribbling forse di troppo, poi Cafù ricomincia da capo, Di Biagio vorrà far girare la squadra, cerca poi il suggerimento per Totti, Colonnese in anticipo, Zanetti mette giù pallone, vuole far ragionare, taglia male Di Biagio, pallonetto, fallo di mano di Coé, calcio di punizione per la Roma. E si è verificato un po' quello che Zeman voleva, lui ha arretrato un pochettino di più Di Biagio e ha fatto un po' di diga da centrocampo e questo ha migliorato il gioco della Roma, osservate? Cafu, Paolo Sergio, ancora Cafu, pronto a traversone basso, Pagliuca. Del Vecchio non ha capito il passaggio di Paolo Sergio che aveva messo la palla rasoterra al primo Paolo. Si può dire che la Roma gioca il miglior calcio d'Italia in questo momento. Si sta giocando veramente molto bene, con una certa tranquillità, con una certa disinvoltura. Abbiamo già visto, io ho commentato la partita l'altra volta a Parma, è una squadra che crea tantissime occasioni da gol. La difesa subisce qualche cosa, ma è naturale che una squadra che quando attacca deve subire. Inquadrato Ronaldo sui suoi piedi, un paio di occasioni e una protesta per un contatto in area di rigore. Il controllo di Paolo Sergio che prova a girarsi. Bergomi aggredito, si rifugia in Pagliuca, al pubblico non piacciono questi retropassaggi. D'altronde si è trovato in difficoltà tutti i giocatori marcati, non aveva alternativa e ha scelto la peggiore, cioè quella più brutta. Di Biagio prova subito di prima, la chiusura di Winter, quando recupera palla lì l'Inter sa essere pericoloso, buono però il controllo di Dal Moro che poi perde palla su Zanetti, prova ad aggredire Zanetti, pallone deviato che termina in fallo laterale, rimessa in gioco per l'Inter che ricomincia con Zanetti, taglia centralmente ora giocatore argentino, buona ancora l'apertura per Winter, è libero per il traversone, lo effettua a basso, controlla Simeone, vuole girarsi, dentro ancora per Zanetti, posizione regolare, calcio d'angolo.
reclamavano i giocatori della Roma posizione di Zanetti, ma non era assolutamente fuori gioco. Io pensavo, cioè l'Inter sta facendo un grosso errore, sta chiudendo troppo nel centro del campo, vedete l'azione, non era fuori gioco Zanetti, vedete no, che tenuto in campo da Cafu. Da Cafu, infatti. Eccoci con il calcio d'angolo, il pallone tagliato, messo fuori, arriva Coe, non cerca la battuta di prima intenzione, cerca invece il pallone girante per Djorkaeff, che comunque non sarebbe arrivato sulla palla, ma c'è stata anche una segnalazione del secondo collaboratore di Pellegrino, Babini, e dunque calcio di punizione per la Roma per fuorigioco. 44 minuti che sono filati via velocissimi, perché la partita non ha avuto un attimo di sosta. Ecco Fabio, dobbiamo dire una cosa, che la Roma per giocare con una squadra che pratica il fuorigioco, l'Inter deve giocare più largo, invece si agglomerano tutto il centro del campo e dell'area, e allora facilita la difesa della Roma. Trova uno spazio Coe che prova a portare palla, si allarga Zanetti seguendo i tuoi consigli, va in chiusura dal Moro, Zanetti cerca un traversone sul secondo palo, lascia scorrere Chimenti, cerca un impossibile stop di petto Cafu e mette il pallone in calcio d'angolo. Ultimo giro di orologio del primo tempo, 1-0 per la Roma, il gol di Paolo Sergio, inquadrato Cafu, calcio d'angolo per l'Inter che ora aggredisce con buona convinzione. Coe, scambio con Ronaldo che addirittura ha battuto il calcio d'angolo, prova ad andare da solo, fermato da Totti, calcio di punizione. Forse una delle ultime occasioni forse del primo tempo, e qui bisogna vedere chi tira la punizione. Ecco il replay, si aiuta con le braccia Francesco Totti, calcio di punizione per l'Inter, è pronto a battere Ronaldo che da lì ogni tanto ha cercato anche la soluzione maligna sul primo palo direttamente in porta. Ma forse era meglio che tirasse Djorkaeff da quella posizione, comunque vediamo. Sul secondo palo si apposta a Bergomi, non se ne accorge la Roma che lo lascia libero. C'è Bergomi, lo vedete sul fondo del vostro teleschermo, libero sul secondo palo. 4 minuti di recupero, palla di Ronaldo verso il centro, Chimetti la mette fuori, poi insegue il pallone del Moro, buono il controllo, aspetta l'appoggio di un compagno, trova l'inserimento centrale di Francesco che cambia tutto. Dalla parte opposta Paolo Sergio, intanto è esploso un petardo di potenza inaudita vicino alla curva della Roma. Nulla di preoccupante però, tranquillizziamo tutti i tifosi a casa che magari hanno qualche parente allo stadio. Nulla di preoccupante. È un petardo di soddisfazione questo. Chimenti cerca il rinvio e cerca Totti, la chiusura in anticipo di Colonnese, poi Cafu, pallone per Di Biagio, per linee interne, anticipato secco del Vecchio, arriva sul pallone Tommasi, buono il gioco di gambe, poi insiste Di Biagio che cerca con la gamba anche Colonnese senza trovarlo. Galante se ne va in mezzo a due uomini, ha trovato Ronaldo, 1 contro 1 di Ronaldo, prova a puntare ancora gli avversari, raddoppio di marcatura, arriva Cafu e Di Francesco, il pallone termina fuori, la rimessa laterale è per la Roma. Primo minuto di recupero trascorso, sempre 1-0 per la Roma. Palla in profondità per Del Vecchio che corre molto, è molto più veloce di Galante, arriva nettamente prima sul pallone, si gira anche Del Vecchio, il pallone per Paolo Sergio che era completamente libero, non passa, c'è Bergomi che salva un gol quasi fatto. Sì, oltretutto c'era anche Totti, attenzione Ronaldo dalla parte opposta, completamente libero, 1 contro 1 di Ronaldo in area di rigore, cerca Chimenti, anzi cerca Djorkaeff, trova Chimenti. È incredibile, Ronaldo agisce molto sulla sinistra e le capita spesso di dover passare la palla, tirare in porta col piede sinistro, cosa che non è il suo piede preferito. Uno dei più bei posticipi di quest'anno forse. Effettivamente, ma solo noi di Telepiù possiamo mandare in onda una partita così bella, e poi dovrebbe essere un regalo di Natale perché è una partita straordinaria per i contenuti tecnici, per l'agonismo, per tutto insomma. Totti ha trovato Winter sulla sua strada, il pallone è terminato in fallo laterale, avevo visto una deviazione, la rimessa in gioco dovrebbe essere della Roma, Bergomi non se n'è accorto, infatti è così. Se ne sta andando il terzo minuto di recupero, l'arbitro ne ha concessi 4, 1-0 per la Roma, il gol di Paolo Sergio. Palla per Totti che protegge sull'attacco di Colonnese. Prova ad andare via, ancora Totti. Chiuso da Colonnese, la rimessa laterale per la Roma. Dentro per Totti che lascia scorrere il pallone, ma giù senza contatto. Rimessa dal fondo, non ci sono proteste di Francesco Totti. Ecco il replay dell'occasione precedente, vedete Paolo Sergio che arrivava, se Del Vecchio fosse riuscito ad alzare un pochino di più il pallone, a tagliarlo meglio, Paolo Sergio era completamente libero davanti a Pagliuca. Questo invece è il replay dell'occasione immediatamente seguente, con Ronaldo che di sinistro trova Chimenti che aveva anticipato un po' l'uscita. Silvestri
Simeone è aggredito, perde palla, il pallone per Tommasi, la perde anche lui, allora Djorkaeff cercato e non trovato, Petruzzi, posizione regolare Del Vecchio, da solo Del Vecchio, e spara addosso a Pagliuca che poi ritrova il pallone. Clamorosa palla gol divorata da Del Vecchio. L'ho detto prima della partita, se uno che facesse tutti i gol che gli capita a tiro, veramente farebbe tantissimi gol, e questa è una occasione, amici, perduta, perché non è proprio un gol proprio mancato da Del Vecchio, perché Pagliuca poteva avere tante dribblare, ti fare pallonetto, ma non tirarli addosso. Era la cosa peggiore che ha fatto. Totti di forza ancora per Del Vecchio, segnalato un fuorigioco a Del Vecchio con Galante che comunque aveva ritardato il movimento. Zeman non è d'accordo, Stefano De Grandis da bordo campo. Assolutamente non è d'accordo, anche a noi veramente che eravamo in linea non sembrava che Galante tenesse in gioco Del Vecchio. Adesso ovviamente non abbiamo il conforto delle immagini, però questo sembrava a noi, questo sembrava a Zeman. Tengo linea solo per raccontarti una cosa divertentissima. Quando prima la Roma ha sfiorato il secondo gol, lo hanno insultato Zeman gli interisti, lui si è girato e ha detto scusate, ho sbagliato, perché aveva già esultato. A te la linea. Il pallone intanto è stato consegnato all'arbitro che manda tutti a bere un tè caldo. Finisce 1-0 per la Roma. Avete visto un piccolo scontro verbale tra Simeone e Petruzzi, con Simeone che ha toccato appena con l'indice Petruzzi. Simeone si arrabbia con il collaboratore dell'arbitro. C'è da dire che quell'occasione Del Vecchio l'ha veramente divorata, perché ha fatto l'unica cosa che non doveva fare. Si presenta l'attaccante davanti al portiere varie soluzioni, lui ha cercato la peggiore, di tirarli proprio addosso, cercare di passare la palla attraverso o a fianco delle sue gambe, però qui ci sono tante occasioni, fai fare pallonetto, può dribblare il portiere, ha scelto la soluzione peggiore, permettetemi di dire, perché capita a tutti attaccanti di sbagliare, ma era la soluzione peggiore. È finito un primo tempo bellissimo, tesissimo, emozionantissimo. Ce n'è un altro e sarà ancora spettacolo, a tra poco. Tutto pronto per questo secondo tempo, si accomoda anche Zeman, parte la Roma. Speriamo di vedere un secondo tempo bello come il primo. Pallone subito verso Paolo Sergio, attaccato da Silvestri che lo mette giù. C'è un po' di nervosismo in campo, José, sia all'uscita dal campo per le contestazioni dell'Inter nelle due occasioni che abbiamo visto più volte, che i nostri telespettatori possono giudicare da casa, sia per qualche contrasto in campo. Beh, sai, una partita sembra molto veloce come è stata nel primo tempo. È chiaro che si tocca, si può un po' di contrasto, alcune entrate che non sono irregolari ma sono prodotto di una velocità, e questo naturalmente è chiaro che poi innervosisca i giocatori. La rimessa laterale per la Roma con Cafù in zona offensiva, cerca Paolo Sergio, attaccato da Coé che lo ferma. Coé dentro, arriva Djorkaeff, 1 contro 1 di Djorkaeff, recupera Tommasi, Djorkaeff centralmente, c'è Di Francesco ad aspettarlo. Di Francesco poi serve per Dal Moro su Winter, perde palla. Di Francesco allora all'indietro per Candelà che preferisce non correre rischi, cerca subito Del Vecchio in anticipo su Galante. Il pallone arriva a Pagliuca. Galante un paio di volte si è fatto prendere in velocità da Del Vecchio. Sì, non solo, ma Galante è uno che salta molto bene di testa, e Del Vecchio lo abbia fatto già 2 volte. Galante questa volta bene in anticipo. Winter, l'arbitro ha fermato il gioco, credo per un fuorigioco precedente. Incredibile, un'azione così lontana, lui ha dato fischiare un fuorigioco lontanissimo. Baggio sta scaldando, Fabio. Baggio e Pirlo si scaldano. Palla in profondità, arriva a Cafù, anzi Baggio e Samorano credo. Pallone già in fallo laterale, l'Inter prova a serrare i tempi. Eccolo qua, Ivan Samorano, Ivan el Terrible. Ci sarà probabilmente quindi un doppio cambio, forse chissà, di tutte e due le punte. Va Djorkaeff, 1 contro 1, lo ferma Cafù, mette il pallone in calcio d'angolo, andrà dalla bandierina lo stesso Djorkaeff, sale Bergomi a coprire anche Del Vecchio. Pallone di Djorkaeff per Coé, Coé ancora per Djorkaeff,
ricomincia da capo su Winter, esce tutta la Roma, 5 giocatori dell'Inter in fuorigioco, tutti però in posizione passiva. Ecco, questo è un esempio di un corner quando può diventare pericoloso e è diventato completamente innocuo. Una palla che poteva essere scagliata dentro dell'area è andata a finire a centrocampo. Pasticcio, Candelà, Chimenti ha aspettato troppo per il rinvio e poi si è dovuto improvvisamente affrettare. Cafù cerca Tommasi, dentro per Del Vecchio che mette giù e vuole girarsi, cerca Totti e lo trova dentro per Tommasi, posizione regolare, Tommasi in area di rigore, spinto fuori dall'area comunque, l'arbitro lascia proseguire, ha rinviato Pagliuca direttamente in fallo laterale. Tommasi accenna a una protesta composta, però probabilmente dunque c'è stato contatto, neanche gli altri giocatori della Roma lì attorno hanno protestato. In questi casi spesso vede bene l'arbitro. Petruzzi, Galante non benissimo, Di Biagio aggiusta, destro sul fondo. Cioè, Galante sta soffrendo un po' di difficoltà anche nel rinviare da solo in questo momento, mentre vediamo ancora l'azione. Abbiamo rivisto l'azione precedente, sì. Eccola, no, spalla, allarga un po' ma è spallata regolare. Sì, regolare, tutti e due sono ostacolati. Dal Moro, il tocco laterale per Totti, si gira Totti, disorienta Colonnese, poi cerca Del Vecchio, agganciato da Galante, va giù Del Vecchio, protesta, poi Di Francesco in area di rigore, Di Francesco posizione regolare, Paolo Sergio anticipato, calcio d'angolo, quando va in verticale la Roma fa male. Molto bravo è stato questa volta Silvestri, che non ha dato la possibilità. Ecco, vediamo l'azione che qui forse Di Francesco aveva toccato Winter. Sì, ecco, Di Francesco dà molto bene la palla in centro, ma Silvestri anticipando in spaccata. Calcio d'angolo per la Roma, palla di Totti, Pagliuca, pallone era direttamente verso la porta, Tommasi mette giù, arriva a sostegno Cafù, palla sbagliata, Cafù deve allungare, c'è Djorkaeff che lo insegue, Petruzzi, altro rinvio alto, sale di testa, Paolo Sergio trova la palla, poi Bergomi allontana, ancora la Roma però a premere. Dal Moro, il tocco è per Totti, si gira Totti, in profondità il suggerimento ancora per Del Vecchio, in area di rigore, c'è fuori Dal Moro, Del Vecchio lo vuole, 1 contro 1 di Dal Moro che ricomincia da capo. Totti che va a giocare alle spalle delle punte, cerca un pallone filtrante per Paolo Sergio, uscito Pagliuca, ha capito tutto, ha già rinviato, 5 minuti, 1-0 per la Roma. Non ha capito niente Paolo Sergio, perché il pallone era splendido in profondità e lui ha rallentato un po' la sua corsa. Direi che è un brutto momento per l'Inter, la Roma sta dominando nell'inizio del secondo tempo, grande difficoltà. La rimessa laterale per l'Inter, ha ragione l'arbitro, l'ultimo a toccare Di Francesco, c'è Winter sul pallone. Porta palla Aaron Winter, qualche fischio dei tifosi dell'Inter. Sì, c'è un po' di staticità da parte dei giocatori dell'Inter in questo inizio di ripresa, la Roma si muove molto di più. Winter, tutti statici in centro dell'attacco. Palla dentro, Dal Moro, anticipo secco, prova a riproporre subito Dal Moro, va a chiudersi un po' e a complicarsi la vita, esce vincitore però. C'è Cafù che accompagna a destra l'azione di Tommasi, Tommasi a spazio, Cafù è completamente libero, Tommasi non lo vede, poi lo vede improvvisamente, palla per Cafù, dentro! Ha salvato ancora una volta la difesa dell'Inter, l'azione in verticale come piace alla Roma. La Roma sta sprecando troppe occasioni, per loro potrebbe essere una brutta cosa, perché il calcio è così. Palla controllata intanto da Candelà che vuole evitare il calcio d'angolo, il pubblico protesta perché c'è stato un contatto sulla tre quarti, la partita non è diminuita di ritmo neanche di un frame. 6 minuti e 17, 1-0 per la Roma, inquadrato Ronaldo, la Roma ha iniziato con buon piglio anche la ripresa, ha avuto un paio di occasioni, ne ha avute anche nel primo tempo, ne ha gettate però alle ortiche molte. Candelà chiama Chimenti, Chimenti rischia un po' su Ronaldo ma trova Cafù, allunga Cafù, accorcia troppo dietro l'Inter e lascia troppo spazio alla Roma. Ecco Di Biagio, subito dentro, Del Vecchio se ne andava e allora Galante. L'Inter non si muove in attacco, vedete la palla viene dal retrovia, Galante urla che si muova, non si muove nessuno. Palla di Djorkaeff, Paolo Sergio mette giù, aggredito da Winter, c'è subito Tommasi in appoggio. Buon inizio di ripresa di Tommasi che prova ad andare via Silvestre, buona la chiusura su di lui. Poi prova ad andare ancora Silvestre, centrale per Winter, subentra Coe. Ora è lui a provare a portare palla. Ecco Zanetti, gioca più avanti Simeone rispetto al primo tempo. Zanetti allarga per Colonnese.
Palla centrale, esce Petruzzi, stop di petto. Avete visto la facilità che la Roma interviene sulla difesa, perché nessuno si muove dall'Inter. Continuo a dire la stessa cosa perché è un problema questo per l'attacco di Azzurro. Di Francesco dentro per Totti, fa girare per Di Biagio, Di Biagio per Dal Moro per Di Francesco, fischia il pubblico dell'Inter perché la Roma in questo momento è padrona del centrocampo. Candelà deve cercare di uscire la squadra di Lucescu e deve farlo anche in fretta. Palla profonda per Del Vecchio, l'anticipo di Bergomi che ha giocato una grande partita, fallo di Del Vecchio e calcio di punizione per l'Inter. Sta per entrare Baggio, se non mi sbaglio. C'è spazio per Roberto Baggio, avrà a disposizione più del solito, più di 35 minuti per lui. Sì, però è un problema che l'Inter, entrare Baggio per me lo farei sempre giocare, ma il problema dell'Inter è che nessuno si sta muovendo e forse Zamorano farebbe comodo all'attacco dell'Inter. Attenzione a Silvestre però, prova ad andare sulla sinistra, salta un uomo, Silvestre ancora per linee centrali, poi cerca il taglio per Zanetti in fuorigioco. Ai, sembrava di no, non vorrei dire una cosa che non c'è, non mi sembrava fuorigioco. Eccolo qui, Javier Zanetti, ecco il replay. No, sì, era di Ronaldo, sì, due ma giocatori. anche Zanetti in fuori. Sono in due, sì. Buona chiamata di Capovilla. Pronto a entrare Baggio, vediamo il posto di chi è importante. Esce Djorkaeff, scuote vistosamente la testa. Djorkaeff non è per niente d'accordo. Fuori Djorkaeff, dentro Baggio. Forse non ha tutti torto lui. Giorgio Porra, la reazione di Djorkaeff con Lucescu. Tutto sommato si sono dati la mano, ringrazio anche il pubblico. Djorkaeff in effetti non aveva demeritato, soprattutto in chiave offensiva, magari è stato più volte ripreso dal tecnico per qualche negligenza nei ripiegamenti. Totti sul pallone, controlla, prova a liberarsi, lo attacca Coe, gli porta via palla, allora Roberto Baggio, primo pallone giocabile, subito dentro per Ronaldo, posizione regolare, Ronaldo da solo, Ronaldo, Chimenti con la punta del piede, prima palla di Baggio e prima straordinaria invenzione. Ora Del Vecchio che va via, c'è uno scontro con Bergomi, non c'è fallo secondo l'arbitro, Bergomi si arrabbia perché Del Vecchio si è arrabbiato. Giuseppe. Un giocatore così, amici miei, non deve assolutamente stare fuori. Io sono un baggiano, scusatemi perché io sono amante del calcio vero. Ha visto una palla gol, è incredibile. Ecco Roberto Baggio, prova ad andare da solo in mezzo a tre uomini, va giù, non c'è fallo e poi c'è fallo invece su Paolo Sergio di Silvestri, calcio di punizione. Pellegrino si fa minaccioso ma non ammonisce il giocatore dell'Inter. Ecco il replay dell'occasione precedente, va Ronaldo tutto solo, esterno destro e bravo Chimenti. Questo è un intervento da ex giocatore che ha imparato a giocare fuori dalla porta. Sì, Chimenti ha iniziato da centrocampista. Però deve notare una cosa, che Ronaldo nel toccare la palla per deviare verso la porta ha toccato non col piede ma con la caviglia quasi. Del Vecchio in fuorigioco dalla parte opposta, ora Bergomi chiama molto fuori la squadra. Credo che vedremo un secondo tempo pirotecnico perché l'Inter adesso ci crede di più dopo aver preso coraggio per l'occasione di Ronaldo. Pallone largo per Zanetti, 1 contro 1 di Zanetti. La Roma si è un po' accucciata all'indietro, sbaglia Tommasi, Zanetti, corridoio centrale per Simeone, esce Chimenti e fa su il pallone. La Roma aspetta più dietro, dà più spazio agli inserimenti del pallone dell'Inter e allora c'è più spazio anche per gli attaccanti. Sì, effettivamente la Roma si muove molto più dell'Inter. Adesso con l'entrata di Baggio può darsi che qualcosa sia cambiato, ma prima che uscisse Djorkaeff c'era l'attacco dell'Inter completamente fermo davanti, perché quando si sta perdendo cosa comporta? Comporta che tutti vogliono andare in porti e è uno sbaglio, perché l'azione deve venire normale. Totti, posizione regolare, Del Vecchio no, Totti ha dato il pallone in avanti ma Del Vecchio era già in fuorigioco, Vinter dentro per Coe, allarga Coe per Simeone, palla per Ronaldo, prova a puntare ancora l'area, Ronaldo 1 contro 1, 3 su di lui, Ronaldo il destro schiacciato, palla sul fondo. Era da tirare perché c'erano 3 giocatori della Roma davanti a lui e copriva la visuale di Chimenti. Ha fatto bene a tirare, vedete c'era 2 giocatori davanti e uno più in là. Se naturalmente riusciva a trovare il specchio della porta poteva essere una sorpresa il tiro. Non è stato potente ma poteva essere pericoloso. Ronaldo è uno dei pochi al mondo che tiene il pallone basso in quelle occasioni, compendolo in maniera tutta particolare. Sì, perché è molto ben coordinato. Pallone dentro per Del Vecchio, spinta di Galante, calcio di punizione. Abbastanza evidente in questo caso l'intervento di Galante, che però non sembra convinto, vediamo un po'. Beh, sì, la spinta c'è.
Calcio di punizione per la Roma, battuto in fretta, pallone lungo per Del Vecchio che non lo controlla, era difficile, palla sul fondo, dunque rimessa ancora per l'Inter, già Pagliuca, non c'è un attimo di tregua, si gioca a tempo effettivo praticamente. Vinter prova ad andare, c'è Dalmoro in chiusura, Vinter sul raddoppio, esce bene, Simeone calibra il suggerimento, Cafù aggancia in bello stile, poi rinvia sull'attacco di Baggio, Coe, ora l'Inter è in grande pressione, Coe all'indietro per Galante. Dobbiamo dire che la grinta di Simeone è incredibile, giocando ferito. Attenzione a Baggio, il pallone è per Colonnese, posizione regolare, l'aggancio di Colonnese, mette in mezzo, Benoit, Coe, 1-1. Amici, cosa vi dicevo io? Il grande Baggio. Avete visto il suggerimento di questo grande giocatore, perché è da lui che nascono tutte le cose, è l'inventiva, è uno che fa bruciare le sopracciglia per creare delle opere d'arte, è questo che è un grande giocatore. Osservate, veramente straordinario Baggio, ma è stato molto bravo Colonnese perché ha agganciato un pallone splendido, eccolo qua, il gol difficile anche di Coe, una partita memorabile. Ecco Roberto Baggio e la sua pennellata straordinaria di interno destro, buono anche l'aggancio di Colonnese perché non era facile, poi c'è il tocco di Dalmoro e il pallone è facile per Coe con dormita della difesa della Roma, ma non era facile arrivare su quella palla. Ora l'Inter prende coraggio, attenzione a Vinter, prova ad andare via. Io mi permetto di dire una stupidaggine, ma io vorrei dire a Pannella di fare un referendum, perché Baggio non può stare fuori in nessuna squadra, neanche nella nazionale. Prova a rispondere la Roma, Paolo Sergio, va via Paolo Sergio, l'attacco di Vinter, ancora Paolo Sergio, fino in fondo. Cerca l'1 contro 1, Vinter lo ferma, tocca a lui per ultimo la rimessa laterale per la Roma. Inquadrato Aaron Vinter, 14:22 nel secondo tempo, 1-1, i gol di Paolo Sergio e di Coe. Ecco Fabio, dobbiamo dire che la Roma ha sprecato due grandi occasioni e avete visto cosa vuol dire il calcio, la caratteristica, la tradizione del calcio. Sbagliare gol comporta penalizzazioni. Di Biagio gioca largo per Cafù, la Roma non cambia registro, continua ad aggredire. Però ha preso gol proprio nel momento in cui ha arretrato un po' il baricentro. Va Cafù, c'è fallo di Cafù e calcio di punizione per l'Inter. Possesso palla con la Roma che nel secondo tempo ha migliorato la sua situazione e però l'Inter ha trovato il gol dell'1-1 e ora trova anche spazio, prova ad andare Silvestre, cerca Ronaldo per l'1-2, va Ronaldo 1 contro 1 su Candelà, dentro ancora per Silvestre, troppo lungo, arriva Chimenti. E ha tentato un passaggio difficile ma giusto, perché se Silvestre si impossessava della palla era una palla gol. Non ha dato la palla a Baggio che era solo, ma ha tentato un passaggio difficilissimo. Ha avuto ragione Ronaldo. Pallone per Di Francesco, corridoio centrale per Totti, attaccato da Vinter, va Totti da solo, cerca e trova Paolo Sergio dentro, arriva Silvestre in grande anticipo, ottima giocata di Silvestre perché Paolo Sergio arrivava come un treno, siamo già dalla parte opposta con Roberto Baggio. Amici, qui c'è da dire una cosa, stiamo vedendo in campo due giocatori straordinari, Totti da una parte e Baggio dall'altra. Perché che il calcio italiano ha paura degli stranieri quando ha due giocatori così? Detto da uno straniero poi. No, io sono italiano anche. No, è vero, è vero. Paolo Sergio dentro, il pallone per Del Vecchio, prova a far girare, arriva ancora Paolo Sergio fermato da Vinter, ha preso coraggio l'Inter, poi però Di Francesco, c'è un uomo a terra, Di Biagio cerca il corridoio, trova Vinter, a terra c'è Galante, prova ad andare Vinter, si ferma Simeone, il suggerimento è per Ronaldo, arriva la chiusura di Dalmoro, allora Petruzzi. Io ho raramente visto una partita con questa intensità. È un regalo di Natale, guardate che pallone che ha cercato di dare Totti Del Vecchio, ma è stato impreciso di poco. Un po' di tensione ma nulla di preoccupante in tribuna. Palla controllata da Di Biagio, arriva Zanetti, 1 contro 1, 4 contro 4, Zanetti quasi in zona tiro, si allarga Zanetti in area di rigore, destro sul fondo. Tutti reclamano in area di rigore, Ronaldo, Simeone e Baggio reclamano con Zanetti che ha portato la palla invece di alzare, si alzava il pallonetto, dall'altra parte c'erano 3 giocatori dell'Inter, ma è una partita straordinariamente bella. Scusate se noi riviviamo le nostre gesta, perché questa è una partita che fa ricordare le nostre partite. Guarda Lucesco.
Questa è l'esultanza sul pareggio di Coe che abbiamo rivisto il replay. E ora c'è già Totti dalla parte opposta contro Colonnese. Protezione della palla. Totti vuole girarsi. Apertura a memoria su Tommasi in area di rigore. Destro ribattuto di Tommasi. Ha perso il tempo per la battuta. Allora Bergomi dalla parte opposta che già spinge. L'apertura è verso Roberto Baggio. Va Bergomi a sovrapporsi. Roberto Baggio ci pensa su. Vuole ragionare. Allora Benoît Coe. Ancora Roberto Baggio. Cambia tutto. Cerca Winter. Arriva Totti. Winter in anticipo. Prova a spingere anche Di Francesco, poi c'è l'anticipo di Di Biagio, si lotta forsennatamente a centrocampo. Ancora Zanetti, tornava Bergomi, la palla è buona però per Roberto Baggio, cerca il corridoio e non lo trova per Ronaldo. Poi la chiusura di Tommasi, Ronaldo fermato, arriva Coe, fasi anche confuse, cerca Coe l'1 contro 1. Ancora Coe, palla ribattuta, mette fuori Di Francesco. Totti apre subito. Cerca il pallone Paolo Sergio, lo mette giù e allora punta subito l'area di rigore avversaria. C'è Tommasi, c'è Di Francesco che accompagna, chiede palla in verticale Del Vecchio per lui. Arriva prima di Galante, ancora Del Vecchio, non c'è nessuno in mezzo, è un po' in ritardo la Roma. Allora Di Francesco, c'è un uomo a terra, Di Francesco cambia tutto, arriva in appoggio Tommasi, a terra c'è Paolo Sergio, arriva anche Cafu, Tommasi sul plus, Di Biagio, Roma con l'uomo in meno. Ricomincia ancora da Tommasi, cerca il traversone, non lo trova, Simeone. La Roma si è fermata, indecisa se buttare il pallone in fallo laterale o meno. C'è la chiusura di Candelà, si continua a giocare. Arriva Petruzzi, tra poco la linea Stefano De Grandis a bordo campo, ma non c'è un attimo di pausa. Ecco il suggerimento per Paolo Sergio. Ricomincia da capo, appoggia per Cafu. Ora rallenta Cafu. Tommasi. Di Biagio. Di Francesco. C'è il movimento dal Moro, chiuso però nel suo taglio, allora Di Francesco ci pensa su. Chiama in avanti anche Candelà che è difensore centrale, va Candelà, ancora Candelà, il pallone è per Dal Moro, azione prolungata della Roma, fallo di Del Vecchio, Stefano De Grandis, sento Zeman urlare. Qualcosa da rivedere secondo Zeman nei meccanismi della fascia sinistra, lì dove si è inserito Colonnese nel momento del gol, qualcosa da dire soprattutto a Dal Moro e a Di Francesco in fase di copertura. Il disappunto di Zeman si vede nel momento in cui arrivano al tiro, quando Zanetti si è infilato a sinistra, addirittura lui ha dato le spalle al giocatore che arrivava al tiro, disinteressandosi addirittura non guardando la conclusione, tale era la sua rabbia. Ma io volevo dire una cosa, che oggi, questa sera a San Siro si sono dati appuntamenti due grandi maestri della pittura, Baggio e Totti, perché io non so, hanno la tavolozza in mano, perché stanno inventando, stanno dipingendo, stanno facendo delle cose incredibili al volo. Amici, lasciatemi dire, perché io sono entusiasta, una partita straordinaria, ma soprattutto questi due, eccolo uno di loro. Totti servito da Di Francesco, prima abbiamo visto il fallo di Coe che è costato la munizione a Francese, va Totti 1 contro 1, palla sul destro, quasi zona tiro, Totti si allarga, chiude con il destro sul fondo. È un tiro a girare, che è la prerogativa, la caratteristica di questi giocatori nelle ultime partite, soprattutto che entra dalla sinistra e va a concludere verso il centro, per un pelo non trova l'angolo. Sta per entrare Zamorano, Fabio, chissà che cambiamento farà l'Inter. È pronto al rinvio Pagliuca, ecco ancora il replay del destro di Totti. Prima dicevo, nei replay abbiamo visto il fallo a palla lontana di Coe che gli è costata la munizione combinata dal signor Pellegrino dopo, quando c'è stato il fallo di Del Vecchio. Baggio dentro, Coe, va via Coe in bello stile, ancora Coe, cerca il fondo, non lo trova per la chiusura di Petruzzi. Pallone per Cafu, batte lungo Cafu e cerca Del Vecchio, Del Vecchio contro Galante, Galante si appoggia, Del Vecchio protesta, palla in fallo laterale. Del Vecchio aveva abbandonato la possibilità di raggiungere il pallone, allargando le braccia, protesta ancora perché è stato trattenuto, vuole la munizione di Galante. Rimessa laterale già effettuata, Cafu, Paolo Sergio, salta secco un uomo, opposizione di Coe, ecco, costruzione e calcio di punizione. Facciamo un totto sostituzione, Fabio, potrebbe essere Simone al posto, cioè Zamonani al posto di Simone? Non so, è molto difficile trovare una soluzione, forse questa è la soluzione. Fuori Simone, dentro Zamorano, per cercare di vincere. Fuori Simeone, dentro Zamorano, perché Lucescu sta dicendo a Zamorano di partire dalla sinistra più dietro rispetto a Ronaldo, quindi non credo che uscirà Ronaldo. Calcio di punizione per la Roma, palla nel mucchio, mette fuori Winter, pallone arriva in zona Baggio, mi informano intanto da bordo campo che uscirà Winter, quindi formazione ancora più aggressiva.
Baggio trova lo spiraglio, impossibile per un suggerimento a Simeone, poi palla ancora dentro, ecco Zanetti, arriva la chiusura di Petruzzi, c'è Silvestre, poi Tommasi, c'è Cafù in appoggio, servito 1 contro 1 di Cafù, cerca il cross, ribattuto da Silvestre, rimessa laterale per la Roma. 23 minuti, 1-1. Tommasi al volo, va giù Del Vecchio, contatto fortuito con Galante, ecco la sostituzione pronta, ma il pallone non si ferma mai. Petruzzi di testa, mi sembra un po' azzardato, Fabio, l'uscita di... Attenzione, palla gol per Paolo Sergio, esce Pagliuca, però buona la scelta di tempo. Si era liberato Paolo Sergio in posizione regolare, ecco che arriva la sostituzione, fuori l'Otto Winter, dentro l'1+8 18, Ivan Samorano. Cerca di dare più pressione, dicevi sostituzione un po' azzardata mi sembra, perché il Winter stava giocando molto bene, forse ha qualche problema perché sta parlando con Lucesco, probabilmente ha avuto qualche problema. Di Biagio cerca Del Vecchio, non lo trova, poi Zanetti allontana un po' la cieca cercando però Ronaldo, l'anticipo di testa è riuscito di Candelà, Ronaldo poi interviene Tommasi, deve uscire Chimenti, trova il tempo ma c'era anche fuori gioco. Per la verità il pallone era andato lì, toccato da Tommasi, però non da un giocatore dell'Inter. Ha ragione al 100% il pubblico di lamentarsi, perché fuori gioco non c'era. Pellegrino allarga le braccia, la faccia cattiva di Samorano. Cafù. Dal Moro. Pallone per Di Biagio. Cerca subito Di Francesco a scorrere. 1 contro 1 di Eusebio Di Francesco. Cerca il fondo, non lo trova, perde il pallone. Alla meglio Zanetti, arriva però Totti che porta il pallone in fallo laterale, la rimessa in gioco è per l'Inter. Rimessa in gioco per Javier Zanetti. Sì, Zanetti è tornato più indietro, ha lasciato la possibilità di Zamorano agire sulla destra, mentre Ronaldo in mezzo e Baggio sulla sinistra. Ecco la disposizione dell'attacco dell'Inter. Simeone per Baggio, un po' disturbato dalle luci, mette giù però Roberto Baggio, punta l'avversario, 1 contro 1 su Cafù, saltato. Calcio di punizione dal limite. Per un pelo era fuori dall'aria, però per un pelo che non cade dentro dell'aria. Ecco, vediamo Baggio, l'azione molto bella, la solita finta dalla destra a sinistra, vedete? Fuori dall'aria, sì, sicuro, però per un pelo è stato un rischio da parte di Cafù. D'altronde aveva preso il tempo Roberto Baggio, che adesso sistema il pallone. E qui è una posizione alla Baggio abbastanza favorevole. Allora attenzione, perché Baggio in genere chiude sul palo della barriera, tanto per intenderci quello alla destra di Chimenti. Chimenti andrà sull'altro, lui potrebbe chiudere sul primo, infatti è lì che si posiziona Coe a dare fastidio. Bisogna essere molto perfetta questa posizione per fare gol. Un po' decentrato Baggio. C'è Silvestre su di qua, completamente solo, se lo vede. Va Baggio, secondo palo sul fondo, ha toccato il palo, è andato dalla parte dove avevamo detto. Ancora una volta, amici, ha usato lo scalpello, incredibile, eccolo qua. Guardate che punizione, palo quasi pieno, eccolo qua. Passato sopra la testa di Paolo Sergio, che saltando non è riuscito a toccarla. È incredibile, amici. Palo esterno, ma grande punizione. Tenetelo fuori. Polemicissimo Giuseppe. Sono polemico, sì, perché è una vita che discuto su questo argomento. 27 minuti, 1-1. L'Inter però sta giocando un ottimo secondo tempo, dopo un primo tempo favorevole alla Roma e anche un inizio di ripresa favorevole alla Roma. Pallone per Cafù, gioco pericoloso di Baggio che chiede scusa, calcio di punizione. Ecco, lo stesso discorso lo faccio per Totti, perché Totti è più giovane, è chiaro. Attenzione! Tommasi, altra palla in verticale, ritardo Silvestre, cerca il fondo Tommasi, Silvestre recupera, grandi recuperi di Michael Silvestre. Sì, io pensavo all'inizio di partita che poteva essere un problema del settore sinistro dell'Inter con Silvestre, che abbiamo visto giocare in altre partite un po' in difficoltà. Invece questa sera sta giocando veramente molto bene, molto preciso, deciso gli interventi, guardate come neutralizza Tommasi alla destra. Calcio d'angolo per la Roma, solito mucchio in area,
Palla sul primo malo di Biagio, non arriva, poi Paolo Sergio non controlla, allora Silvestre, possibilità di contropiede subito per l'Inter, prova ad andare Baggio, gli si fa incontro Petruzzi, Petruzzi mette giù Baggio, è già ammonito Petruzzi. Espulso sicuramente, reclamano il giocatore della Roma. Sì, è stato ammonito e espulso. È stato già ammonito Petruzzi, Infatti, seconda ammonizione per Fabio Petruzzi che finisce prima la sua gara. se l'ha guadagnato Baggio questa espulsione. Petruzzi ha protestato molto, non ha toccato l'avversario Petruzzi. L'ha appena toccato, ma non era fallo proprio. No, non l'ha proprio È stato toccato. Baggio che l'ha toccato lui. Infatti è stato provocata l'espulsione di Petruzzi da Baggio con intelligenza, con esperienza, chiaro. Mi dispiace che questi Però il episodi guardaline era lì. sono episodi che Certo, dispiacciono. in velocità è difficile vedere. Petruzzi ancora non è uscito dal campo, Pellegrino ha già fatto riprendere il gioco e il quarto uomo si fa sentire. Direi che il replay ha tolto dei dubbi, no? Ma sicuro, non c'è Questa stato volta assolutamente. ha tolto dubbi. Però l'Inter peraltro ha recriminato per le occasioni del primo tempo. Ora Roma in 10, non vedo movimento sulla panchina, sta difendendo a 3. Tanto Petruzzi esce di fretta dal campo perché arrivano oggetti dalla tribuna dell'Inter. Non poteva neanche cospargere di cenere il capo perché le ha dovuto coprirlo. Di Biagio centrale, Comunque non ha assolutamente Paolo tolto. Sergio torna al centrocampo, 4-3-2. Di Biagio fa il difensore centrale. In assoluta emergenza ora la difesa della Roma contro i 3 attaccanti dell'Inter, che praticamente sta giocando con 3 punte. Zamorano fa il centrale, Ronaldo fa la destra, Baggio fa la sinistra. Questa è l'occasione precedente con la manata del Vecchio, il calcio di punizione per l'Inter. Roma con il 4-3-2, Colonnese, Ronaldo prova ad andare, c'è rimessa laterale per l'Inter con Ronaldo. Ecco Petruzzi, molto arrabbiato per la scelta, continuava a far cenno a Guardaline che lui non aveva toccato l'uomo, ma Guardaline ha visto così. Ronaldo in fuorigioco, calcio di punizione per la Roma. Sì, però dobbiamo dire che ha ragione, perché il pubblico non vede quello che abbiamo visto noi nel replay, che i telespettatori in casa l'hanno visto, che Baggio ha fatto la finta, però si è buttato bene il ginocchio sulla coscia di Petruzzi e naturalmente l'arbitro è stato ingannato, come è stato ingannato anche il suo assistente. Rinvio di Chimenti, palla verso Totti che scivola, non c'è fallo su di lui. Poi il recupero di Di Francesco, ora l'Inter ci crede, prova a spingere con Sanetti. È pronto a entrare anche Pirlo per una trazione anteriore dell'Inter. Coè, il tocco è per Ronaldo, 1 contro 1 di Ronaldo, suggerimento centrale, esce Cafù, fosse fermato Paolo Sergio, calcio di punizione per la Roma. E la Roma anche sta scaldando. Bartelt si scalda in panchina e si scalda anche Tomic. Pronto al rinvio Chimenti, colpo di testa di Silvestre, calcio di punizione per l'Inter. Stefano De Grannis, cosa sta dicendo Zeman? Ha messo dietro Di Biagio, ma ha cambiato anche qualcos'altro, vuole qualcos'altro dei suoi? Beh sì, ha messo Tommasi centrale, che però è ovviamente una scelta di emergenza. Infatti Tomic si sta scaldando perché è più centrale di lui, non ha difensori, ha soltanto Quadrini che è un giovane, quindi Di Biagio è costretto a giocare sulla linea dei difensori per mancanza di alternative. Roberto Baggio va dentro Zamorano, Roberto Baggio, corridoio chiuso. Voleva imbeccare Ronaldo ma non è riuscito. Adesso la Roma Tommasi spinge il contropiede verso Totti, però si è piazzata la difesa. Totti cerca un corridoio per il taglio di Del Vecchio, una buona idea. Ora Roberto Baggio si è messo a giocare a centrocampo, ha arretrato l'azione. Ecco Simeone, spinge per Zamorano, posizione regolare, la calcia di Zamorano, Ivan Zamorano, 2-1. Che gol amici, spettacolare, la difesa della Roma è stata presa in grossa difficoltà, un passaggio spettacolare di Simeone, un gol veramente molto bello per lo stop del pallone, Fabio, incredibile. Una Roma, come avevo detto, una Roma che ha sprecato tantissime occasioni da gol. Osservate Zamorano come stoppa il pallone con grande difficoltà e poi
Eccolo qua il gol, Chimenti nulla può fare in uscita. Forse la tocca Chimenti, il pallone va sul palo e poi in porta per il 2-1 dell'Inter, che ribalta una situazione che sembrava preoccupante in avvio di ripresa. La Roma paga le clamorose occasioni da gol perse. Qui Chimenti stava per arrivare, però Zamorano trova un gol importante e la Roma resta una delle sue vittime preferite. Incredibile, c'è da dire che l'espulsione di Petrucci è stata ingiusta perché non c'era fallo, ma come si fa? Solo noi abbiamo potuto vedere, anche quelli in casa, che il fallo praticamente quasi non c'era. De Grandis da bordo campo. Ma grandi proteste soprattutto del medico Alicicco per un fuorigioco che da qui non è parso, anzi chiedo a voi se ci fosse fuorigioco sul grande aggancio di Zamorano. Qui non è sembrato, però Alicicco si è veramente lagnato, ma soprattutto lui, non Zeman. Nessun giocatore della Roma ha protestato. Attenzione a Del Vecchio in area di rigore, vuole girarsi Del Vecchio in mezzo a due, la palla fuori, pressa la Roma ancora con Paolo Sergio, la partita non è finita, il pallone per Pagliuca che stava per essere ingannato dal sinistro di Paolo Sergio. La partita non è finita, 33 minuti, la Roma in 10, 2-1 per l'Inter. Ecco qua l'azione a sinistra, Paolo Sergio voleva crossare ma ha toccato forse di Bergomi, e poi c'è stato palo. C'è stato anche il palo, sì. Fuori Ronaldo, dentro Pirlo. Francamente dalle immagini, rispondo così a Stefano De Grandis, non abbiamo potuto apprezzare se la posizione di Zamorano fosse o meno regolare. Non ci sono state proteste dei difensori della Roma. 34 minuti, calcio d'angolo per Totti, va direttamente verso la porta, sul fondo, ma c'è stato anche un fallo. Con la mano toccato. Del Vecchio ha toccato con la mano, ammonito Del Vecchio. Si è toccato con la mano perché si vede che non è arrivata bene in alto col pallone, con la testa, e ha toccato con la mano. Adesso sta reclamando, sta litigando con Giorgio Borrà, Lucescu con vicino Simeone. Troppa confusione per capire quello che gli sta dicendo. Comunque in precedenza l'aveva richiamato per assumere un ruolo più difensivo davanti alla difesa. Ha visto bene l'arbitro, fallo di mano netto di Del Vecchio, giusta l'ammonizione. Si è arrabbiato Del Vecchio per un'eventuale spinta, però è andato con il pugno chiuso, dunque voleva colpire. Galante, poi Simeone. Palla tagliata, c'è Candelà in copertura, arriva Dal Moro, veloce anche Zanetti, Dal Moro con Chimenti, prende spazio Chimenti, rischia un po', calma forse anche eccessiva, poi in profondità Paolo Sergio salta, ora è più difficile per la Roma, sotto in 10 uomini, Di Biagio dentro per Tommasi, prova a salire centralmente Tommasi, 3 uomini su di lui, cerca l'appoggio ancora per Di Biagio in profondità per Del Vecchio, esce Pagliuca, fa su un pallone facile. Incredibile la partita in mano alla Roma all'inizio del secondo tempo, e ha buttato via il vento con l'occasione da gol, e adesso subisce una reazione per dire la verità. Guardate questo cartello simpatico del tifoso interista, cioè a dire che ha subito una reazione dell'Inter, un Inter che ha fatto una giravolta incredibile però. Casualmente dopo l'ingresso di Baggio? No, non è casuale, fate pure un referendum, già detto. Di Biagio sale, vuole il tiro, ancora Di Biagio, non c'è spazio a destra, arriva Tommasi, arriva anche Cafù, Tommasi per linee interne, Paolo Sergio prova a mettere in mezzo, salva Bergomi, continua con grande aggressività la Roma, c'è spazio anche per Bartet ma non c'è tempo per la sostituzione. Totti prova ad andare via, fermato da Zanetti va via anche a Totti, poi lo ferma Paolo Sergio, ecco il cambio, Bartel per Del Vecchio. 36 minuti, 2-1 per l'Inter. Stefano, ho visto un gesto particolare di Tempestilli che ha giunto le mani e le ha mosse verso Del Vecchio come a dire: ma che fai? Tu hai colto qualcosa? No, obiettivamente no, ma credo che fosse per il fatto che i tifosi interisti, lui è un ex, lo stavano fischiando. Del Vecchio non ci stava, anche perché lui si è sempre dichiarato innamorato dell'Inter, avrebbe voluto rimanere e stava per reagire. Attenzione a Pirlo, quasi zona tiro, la Roma ha perso palla sulla tre quarti, ancora Pirlo, cerca il traversone, arriva Simeone, alto! Ma quante palle gol in una partita, José? Non vorrei dire, ma questi gol mancati possono essere poi una conseguenza brutta, e questa, se ha sbagliato il gol all'Inter, potrebbe essere l'occasione per la Roma, perché qui c'è una tradizione purtroppo per tutti quanti che sbagliano gol poi vengono puniti, e questa è un'occasione veramente straordinaria, perché è stato molto bravo Pirlo, e ho osservato il colpo di testa di Simeone alto sulla traversa, ha fatto la cosa peggiore.
Candela ha rinviato il calcio di punizione, c'è Cafù sul pallone, cerca il rinvio profondo, poi Bartel che non riesce a controllare, Coe all'indietro, prova a andare in pressing su Pagliuca, il faccia Bartel, fuori gioco, di rientro segnalato, non se n'è accorto Pellegrino che fischia solo adesso, calcio di punizione per la Roma. Ampi gesti di Zeman che continua a dire di far girare la palla. Bartel va via, buono il suo dribbling, Bartel in area di rigore, accelera ancora Bartel, toccato, no, Pellegrino gli dice di alzarsi e di non protestare. Era molto vicino l'arbitro, non ho dubbi sulla sua decisione, perché era molto vicino. Bartel ha dato via molto bene velocità, ha fatto una cosa bellissima, vediamo un po', c'è sbracciamento da tutti e due, ma non c'è assolutamente rigore. Fuma Zeman, 38 minuti, 2-1 per l'Inter, Tommasi di testa, Simeone allarga il gioco, poi Cafù in profondità, arriva Pagliuca, è pronto il rinvio Pagliuca, in zona Dal Moro, il rinvio di Dal Moro, c'è Di Francesco, prova a tagliare Tommasi, pallone per Bartel, appoggio per Di Francesco, accompagna Dal Moro, palla per lui, arriva Sanetti però, Inter grintosissima in questo finale di gara, la Roma non ci sta, 39 minuti, 2-1 per l'Inter, prova Totti, Pirlo involontariamente con un braccio, poi Totti commette fallo, calcio di punizione, protesta Totti per il fallo di mano, protesta anche Di Biagio, l'arbitro dice che bisogna battere da più indietro. Con la sostituzione che ha fatto Lucesco, arretrando Zanetti più in difesa e mettendo Zamorano più sulla destra, ha sortito un effetto positivo, perché la Roma sulla sinistra non è riuscita più a entrare, dove Totti entrava molto bene e dominava praticamente l'attacco. Pronto a battere Bergomi, il pallone tagliato verso l'interno dell'area di rigore, sale Zamorano, poi Baggio dentro, il pallone buono per Pirlo, Cafù, miracolo! L'ha dipinto ancora una volta, ogni volta fa un quadro. Avete visto che pallone che ha messo a Pirlo? Applausi a scena aperta per Roberto Baggio. Rimessa laterale per l'Inter, ma bisogna batterla da più indietro, anzi no, ci sono due palloni in campo, Andrea Pirlo ora inquadrato. 40 minuti, 2-1 per l'Inter. Paolo Sergio interviene e mette il fallo laterale, rimessa in gioco ancora per l'Inter. Di Biagio è quasi tornato a centrocampo, Cafù stringe e Paolo Sergio arretra, cambiata la difesa della Roma. Pirlo va via, dribbling funambolico, cross per Zamorano, sale di testa, non arriva, Sanetti si coordina male, allora Totti è lui che vuole spingere, dentro per Gustavo Bartel, prova ad andare, Bartel è velocissimo, punta Bergomi, lo salta ancora Bartel, le sue finte, poi agganciato, viene messo giù, calcio di punizione, si è fatto male Colonnese, già battuto, calcio di punizione di Biagio, c'è il taglio di Paolo Sergio, chiuso però, allora Totti, limite dell'area, l'apertura è per Dal Moro, in controtempo, non arriva sul pallone, 40 minuti, 28 secondi, 2-1 per l'Inter. Non aspettava Dal Moro il passaggio molto bello da parte di Totti, mentre Baggio sta sgridando un compagno. Confermo che la Roma ha cambiato, sta giocando a 3, Cafù fa il centrale insieme a Candelà, difesa a 3 con Dal Moro a sinistra, non è Di Biagio a rientrare sulla linea, ma quando ce la fa Paolo Sergio sulla destra rischierà un po' da quella parte Zeman, non può fare altrimenti per provare a recuperare la partita. Di Francesco spinge, anche Sanetti però, 3 contro 2, palla per Pirlo, tutto solo Baggio, dalla parte opposta, Baggio è solo, Roberto Baggio, 3-1. È lui il artefice di questa vittoria dell'Inter, perché da quando è entrato lui tutto è successo, tutto è cambiato, adesso è stato premiato con un passaggio bellissimo, praticamente non era molto difficile fare gol, ma lui l'ha fatto. Guardate la gioia dei tifosi dell'Inter, e la Roma va punita per i suoi sbagli, per i gol mancati che ha fatto. Guardate Baggio, ecco, è lui l'artefice di questa vittoria dell'Inter, di questa rimonta, di questa vittoria, veramente straordinario.
Punteggio un po' pesante però per la Roma, per quanto si era visto almeno fino ai primi 10 minuti del secondo tempo. L'ho detto, la Roma penalizzata dal gol sbagliato di Del Vecchio nel primo tempo, da altre occasioni fatta male, dalle espulsioni di Petruzzi. Guardate il passaggio di Pirlo e Baggio in quell'occasione non sbaglia. Era troppo facile prevedere che sul lato destro della difesa della Roma si sarebbe rischiato con Cafù che torna indietro. Paolo Sergio era troppo arretrato e dunque sostituzione. La Roma ha cambiato dal Moro con Tomic. Di Francesco passa centrale, passa laterale a sinistra, no, Candelà passa a sinistra, Tomic centrale, Cafù a destra, difesa a 3. Adesso ha poco da perdere naturalmente la Roma, 43 minuti, Roma penalizzata dall'espulsione di Petruzzi, ha ceduto poi in 10. Simeone, Di Biagio, palla dentro per Di Francesco, prova ad allungare Di Francesco, il passo. Vediamo se riesce a tenere il pallone in campo, ce la fa, ma poi il pallone gli scivola in fallo laterale. La rimessa in gioco ancora per Javier Zanetti. Colonnese sbaglia, Totti. Altra palla dentro, Bartel non arriva. Un po' trattenuto Paolo Sergio, non riesce a divincolarsi, non protesta, però non c'era assolutamente fallo. Allora Simeone prova a ripartire. Coe. Ora è impazzito il pubblico dell'Inter perché la squadra di Lucescu ha ribaltato una situazione che sembrava quasi disperata. Ora ci sono varchi enormi, Zanetti in area di rigore, Zanetti ancora, Javier Zanetti, 4-1 e adesso il punteggio è pesantissimo. È molto pesante, la Roma non meritava di perdere così, ormai naturalmente tutto viene facile all'Inter, avete visto 3-4 giocatori contro uno, ancora Baggio protagonista di questo gol. Protagonista, era facile fare il passaggio, ma intanto lui è sempre dentro, guarda quello qua che apre a Zanetti completamente solo. È una Roma veramente che non meritava migliore, le peggiori delle situazioni di questa, perché ha giocato bene, ha dominato la partita per buona parte, ha sbagliato dei gol e ha pagato caro. Ma se al 10° del secondo tempo, quando stava per entrare Baggio, ti avessero detto che l'Inter sarebbe stato in vantaggio 4-1, ci avresti creduto? No, assolutamente, poteva essere qualche cosa di interessante, ma 4-1 no. Paolo Sergio. Ecco lo score, dopo il 30°, dopo l'espulsione anche di Petruzzi, la Roma è crollata, ha lasciato naturalmente molti spazi poi dopo il 2-1 per cercare di recuperare la partita. Non c'è stato più niente da fare, l'Inter in contropiede l'ha punita severamente. Naturalmente c'è una cosa da dire, che una squadra che lotta per lo scudetto è una squadra che fuori casa deve vincere qualche partita, deve giocare un po' meglio, deve speculare alcune volte, perché nel calcio non è solo bello vincere, attaccare, bisogna anche speculare qualche vittoria. Trapattoni ne sa di queste cose, non è mai stato un difensivista come lo dicono, perché la sua squadra fa sempre gol, anche oggi ha dimostrato con 2 gol e poteva veramente portare la vittoria a casa. La realtà è che probabilmente la Roma non può permettersi di sbagliare tanti gol. Ecco, anche questo. Non può permettersi di fermarsi a una sola realizzazione. 3 minuti di recupero concessi, il pallone per Bartel che prova a girarsi. Ancora Bartel che non molla, cerca uno strano pallonetto. Facile la presa di Pagliuca che ha già riproposto per Zanetti. È partito il primo minuto di recupero, ce ne sono 3. Il tocco è per Pirlo, poi Simeone. Zanetti, Simeone porta via palla Totti, arriva Colonnese, Totti lo colpisce, la rimessa laterale per la Roma, ancora scintille tra Totti e Colonnese. Totti facendo di non aver preso il pallone, di non aver preso in maniera violenta l'avversario. Candelà, Bartel chiuso da Bergomi, Bartel mette giù, poi Zanetti, aggredito Pirlo, c'è fallo di Candelà, calcio di punizione. Indipendente dal fatto che Petruzzi sia stato espulso, Lucescu ha cambiato alcuni giocatori, ha fatto la mossa giusta, perché ha migliorato sensibilmente il gioco dell'Inter. Coe all'indietro per Silvestre. Simeone. Il tocco è per Roberto Baggio, punta agli avversari, lo ferma Di Biagio con un fallo, calcio di punizione. Si arrabbia un po' Baggio. Non fare questo, ha detto a Di Biagio,
I due tra l'altro si conoscono, hanno fatto il mondiale insieme, vediamo. Ognuno ha sbagliato un rigore insieme in campionati diversi. Ha morso la caviglia all'avversario Di Biagio, per questo si è arrabbiato Roberto Baggio. Morso con il tacchetto. Bartel tutto da solo, cerca la compagnia di Tomic, trova quella di Paolo Sergio. Paolo Sergio ancora, si addormenta e Pirlo gli porta via il pallone. Coe, ormai è normale che la Roma abbia un po' mollato, va detto però che la squadra di Zeman non è mai crollata psicologicamente, neanche sul 4-1. Di Biagio da lontano e palla sul fondo. Palla profonda di Pagliuca, arriva Samorano di testa, poi Candelà, il tocco è per Pirlo, lo aggredisce Tomic, Simeone, Zanetti, Samorano, l'arbitro manda tutti sotto la doccia, finisce 4-1 per l'Inter, una partita bellissima, il punteggio è forse bugiardo per quello che abbiamo visto in campo, è stata una partita equilibrata nel primo tempo con una leggera supremazia della Roma, più netta la supremazia dell'Inter, soprattutto dopo l'ingresso di Roberto Baggio e l'espulsione di Petruzzi. La Roma aveva comunque giocato bene i primi 10 minuti del secondo tempo. Direi che la Roma, come dicevi Giuseppe, ha soprattutto pagato i suoi troppi errori davanti e poi anche le distrazioni difensive. Sì, purtroppo, come ho detto, la Roma fuori casa non riesce a fare i punti, cioè non fa un risultato positivo. Ancora una volta ha dimostrato con questo penso che deve registrare alcune cose, perché non si può lottare per lo scudetto giocando solo in questa maniera molto bene, ma subendo in una maniera incredibile. Ha dominato nel primo tempo buona parte del primo tempo, nel secondo ha iniziato molto bene, ha sbagliato dei gol clamorosi e poi ha pagato anche perché è entrato un maestro in campo, un uomo che veramente contestato perché gioca poco, perché questo non so qual è un destino strano di questo giocatore che è stato protagonista di questa vittoria dell'Inter. C'è poco da dire, tutto lo zampino suo è stato messo in campo in tutte le azioni da gol.